Buongiorno, buongiorno. Ho aperto con questa bellissima musica del maestro Gianni African che avremo ospite nella seconda parte. Ecco, per farvi capire l'importanza veramente della musica, musica che è arte, è benessere mentale, tanto è vero che faremo un incontro all'ippodromo del Sant'Artemio l'8 marzo proprio su arte e benessere per far capire l'importanza dell'arte, della musica, della pittura, ma di tutto quello che può portare benessere alle persone, e aprire con questa bellissima musica, con questo concerto, penso vi faccia piacere. Lo risentiremo nella seconda parte perché tanti mi dicono ma l'hai mandato all'inizio, non ero ancora collegata, non ho sentito. Perciò, siccome avremo ospite sia il maestro Gianni African che il già primario dell'ULSS 2 Canfoncello di Maxillofacciale, il professor Giovanni Mazzoleni, che ha organizzato poi anche lui un concerto col maestro Gianni African, sentiremo. Ma vi presento subito gli ospiti di questa mattina. Abbiamo collegato da Belluno Roger Domenech, già deputato del Partito Democratico. Buongiorno, buongiorno Domenech. Come sta a Belluno? Quanta neve c'è? Buongiorno, buongiorno a tutti. Sto benissimo, grazie dell'invito ovviamente. Buongiorno a tutti. Neve, insomma, in quota ce n'è parecchia perché in queste ultime settimane, insomma, ha compensato quello che non aveva fatto nell'inizio dell'inverno. Però, insomma, diciamo che la situazione è abbastanza sotto controllo, per fortuna. Ecco, questa è una buona notizia. Saluto anche Federica Ortolan, che è collegata anche lei da Carbonera. Buongiorno sindaco di Carbonera. Parleremo anche lei dei problemi che hanno i sindaci in questo momento, che è la sicurezza delle persone, ecco, con questi ragazzini terribili che una ne pensa e mille me ne fanno, ma non fanno una di giusta. Io sono dell'idea, lei lo sa, io vi avevo già invitato tutti i sindaci, si ricorda l'ippodromo di Treviso che vi avevo detto dobbiamo unirci per fermare questi ragazzini. Purtroppo non sono stata molto ascoltata, però io penso che qualcosa si dovrà fare tutti assieme, quello che vedo state cercando anche di fare come sindaci, perché bisogna assolutamente fermarli. Non può essere, ecco, che un gruppo di ragazzini, perché non sono tantissimi, ricordate, io lo dico tutte le mattine, che tengano in ostaggio questi sindaci perché sono minorenni, perché non è possibile continuare così. Abbiamo degli esempi bellissimi, io li ho tutte le mattine perché li invito, ecco, a parlare, a vedere che c'è anche un'altra realtà di giovani, di ragazzini bravi, di ragazzi veramente che ce la mettono tutta, perciò dobbiamo mandare messaggi positivi e fermare quelli negativi. Cosa dice, sindaca? Tanto buongiorno Mirella. E sicuramente bisogna cercare di far squadra come comunità per arginare questo problema, anche se comunque noi arriviamo tardi, nel senso che i problemi nascono dalle famiglie, vuoi per assenza di educazione, vuoi per altri problemi, quindi noi arriviamo, diciamo, quando vediamo le conseguenze in qualche modo, e quindi bisogna cercare di incanalare chi è bravo a continuare nella propria strada e cercare in qualche modo di arginare questi ragazzi, invitandoli ad attivarsi in altro modo, ecco, non sicuramente facendo danni come nel caso del nostro comune o dei comuni vicini. Sì, allora io le dico già, e lo dico anche a Domenech perché vi arriverà l'invito. Allora, io ho raggruppato tutte quelle associazioni, lo dico anche a Domenech per far capire l'importanza che qualcosa deve cambiare, che non sono sentite nel territorio, nel senso sono familiari di giovani che sono morti nel lavoro, che sono morti in incidenti stradali, ecco, giovani che hanno dei problemi molto grandi, famiglie che hanno perso i loro figli per i femminicidi, perché dicono noi vorremmo dare il nostro aiuto, il nostro contributo, però nessuno ci invita. No, noi abbiamo cercato anche di far capire che forse sarebbe utile sentire anche la nostra voce, visto che abbiamo passato e stiamo vivendo nella nostra pelle il dramma della perdita di questi meravigliosi ragazzi. Allora io le ho raggruppate, Domenech, e lo dico anche alla sindaca Ortolà, perché loro vorrebbero mettersi in contatto con le famiglie di questi ragazzi, di questi ragazzini terribili, per cercare di vedere, perché come dice la sindaca, il problema sono le famiglie, bisogna cercare di far capire a questi genitori che devono cambiare registro.
E chi meglio di un genitore che veramente ha provato sulla sua pelle cosa vuol dire non avere più il figlio? Allora io penso che queste mamme, questi papà, queste persone che vogliono mettersi in prima linea per cercare proprio di dialogare con questi genitori che non vogliono ascoltare che c'è un problema in casa loro, ecco, che mettono la polvere sotto il tappeto o che difendono l'indifendibile come quel sindaco che ha detto nonostante il video che facevo vedere che era suo figlio che stava rompendo tutto, continuava a dirmi non è mio figlio. Siamo anche un paese, ci conosciamo tutti, eppure non è mio figlio. Allora, Domenic, non è il caso veramente di cominciare ad ascoltare anche le piccole associazioni, non solo quelli che grandi, quelli che hanno il campanile alto, che sembrano che facciano tutto loro, che arrivano su tutto loro, invece di ascoltare, pensate, questi genitori che vogliono mettersi loro a parlare con altri genitori perché hanno capito che c'è un dramma che veramente coinvolge tutta la comunità. Io non posso sentire che l'anziano ha paura di uscire alle 5 perché ha paura di trovare chissà cosa fuori della strada. Prego, Domenic. Beh, hai perfettamente ragione, nel senso che il processo educativo, cioè la crescita dei nostri figli, passa ovviamente in primis dall'ambiente familiare, poi c'è un'altra grande agenzia educativa, come la chiamano, che è la scuola, ovviamente, ma dopo il contesto sociale, il mondo delle associazioni, le associazioni culturali, sportive, dove questi ragazzi dovrebbero, uso il condizionale, andare nei pomeriggi per non riempire le piazze, è altrettanto importante. Quindi la sindaca ha fatto molto bene a dire: per risolvere questi problemi dobbiamo fare una rete e metterci tutti d'accordo rispetto all'aiuto che dobbiamo dare a questi ragazzi. Lo dico tutto perché è esattamente questa la situazione. Io credo che tutta questa piccola emergenza che stiamo vivendo nei vari comuni in tutto il Veneto è dovuta anche alla fase della pandemia, a un cambio, insomma, di abitudini sociali, alla questione che spesso è sottovalutata della rete e quindi della grande circo che esiste all'interno di internet e della rete digitale che è accessibile ormai, come sappiamo, a tutti. Per affrontare questi problemi è necessario essere tutti d'accordo e fare una grande alleanza, io credo. Io, fra l'altro, come storicamente ho fatto, frequento e do una mano alle associazioni del mio paese, che siano quelle del calcio, quelle della scuola di musica, che siano quelle della Proloco, della parrocchia, degli scout, eccetera, eccetera. Ce ne sono tantissime. Ecco, credo che per risolvere questo problema dobbiamo essere tutti d'accordo. Dobbiamo intanto ammettere che su alcune, giustamente hai detto tu, su alcune fasce della nostra popolazione giovanile, su alcuni elementi che sono ovviamente una minoranza, questo problema esiste, insomma. Però una volta che abbiamo individuato il problema, metterci assieme per affrontarlo, ripeto, dalla famiglia fino alla società civile, come viene chiamata, tutte le associazioni, e io credo soprattutto quelle piccole, che sono quelle più capillari, che stanno, insomma, vicino alla piazza, che stanno vicino alle nostre vie. Ecco, ripeto, dalla famiglia, passando dalla scuola e poi arrivando alle associazioni, dobbiamo metterci tutti d'accordo e affrontare questo problema educativo. Abbiamo Antonio da Padova, se non mi cade la linea, poi andiamo dalla sindaca Ortolan. Vai, Antonio. Buongiorno Antonio. E buongiorno anche a te, Mirella. Niente, io, Mirella, stamattina guardavo il consumo del gas. In questo consumo del gas viene contemplato anche che abbiamo un consumo ossigeno, cioè la famosa CO2. Io quando ero piccolo, che andavo a scuola, mi dicevano sempre: per fortuna che abbiamo le piante e creano ossigeno, mangiano anidride carbonica per creare ossigeno. Allora, Mirella, lei mi deve spiegare perché nel Trentino vengono tagliati 500 alberi per creare una pista bob. Ma se lei guarda in giro per l'Italia, è un massacro di piante. Io me ne accorgo, io ho 70 anni, Mirella, ma da qua arrivare al 2024 vedo lo scempio di questo paese che io chiamo paese stupido. Perché lo chiamo paese stupido? Perché tu mi metti il consumo
dell'ossigeno perché uso un po' di gas per farmi da mangiare, Mirella usa un po' di gas, addirittura non posso neanche farmi gli ossetti perché creo anidride carbonica. Ma le piante non servono mica per mangiare anidride carbonica e creare ossigeno, le piante. Tu, governo, Stato, comuni, sindaci e robe varie, perché permettete di segare piante, alberi per creare questo bob che costa 122 milioni di euro e dopo per fare le Olimpiadi fra 2 anni o 3 anni, quant'è? E dopo chi è che usa più questo bob? Ma comunque lo sempre stato fatto. Lei mi deve spiegare perché io devo pagare una tassa per consumo dell'ossigeno e tu, governo, mi tagli le piante. Buongiorno e grazie. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Antonio, che poi se volete rispondere, allora Sindaca inizierei proprio da lei, ecco, col primo intervento che ha fatto anche Roger De Meneke su questi ragazzini terribili e come cercare di fermarli, soprattutto le famiglie che devono veramente mettersi in prima fila. Prego. Allora, nei nostri casi le famiglie sono assolutamente consapevoli dei loro figli e sono anche assolutamente consapevoli degli errori che hanno fatto e dell'incapacità che hanno adesso di arginare questi ragazzi che gli sono un po' sfuggiti di mano, ecco. Si vergognano anche e hanno ovviamente partecipato a tutte le convocazioni fatte dalle forze dell'ordine, dal comune, dagli assistenti sociali, quindi in qualche modo ecco, mi fa sperare bene in questo loro atteggiamento. A scuola, la scuola è un optional, quindi ha perso praticamente la sua funzione educativa nei loro casi e quindi l'impegno nostro è quello di cercare di trovare delle attività anche guidate e anche obbligate da farli seguire, perché pensiamo che per l'età che hanno, essendo minorenni, abbiano ancora ampio margine, insomma, di miglioramento. Anche perché presi adesso hanno ancora una mente che si può ancora riformare in qualche modo. Se lasciamo andare, questi saranno i delinquenti del domani. E solo che c'è un grosso problema, Mirella, e questo è grossissimo. Allora la cosa migliore sarebbe quando vengono presi, perché fatalità sono stati presi più di una volta, bisognerebbe punirli severamente, anche perché ne punisci uno e ne educhi 100. Chi fa materialmente i danni sono un paio, 2, 3 per compagnia. Quindi se punisci chi ha fatto l'atto, educhi anche tutti gli altri a non replicare. Solo che in Italia le leggi non sono sufficientemente adeguate, sono ipertutelanti nei confronti dei delinquenti, di questi ragazzini, poi per di più qua ci si mette anche la minore età, quindi il procedimento è lunghissimo, la procura ha tempi di risposta assolutamente inadeguati, perché può arrivare a un giudizio molti anni dopo, quando per assurdo il ragazzo può anche aver messo la testa a posto. Ecco. Quindi capiamo che è il sistema giudiziario che non funziona. E questo crea tutto il caos che stiamo vivendo. Carbonera, stiamo parlando di piccoli danneggiamenti, piccoli eventi, ecco, tranne il caso di quell'accoltellamento tra ragazzi che fortunatamente è andato bene, però è un caso. A Varago è andata male, il ragazzo è morto, a Treviso ogni settimana si sente di tutto e di più, ecco. Noi sindaci facciamo tutto quello che è possibile fare, ma si arriva sempre e comunque fin là. Possiamo intervenire. Come commenta le parole? Devo correre perché sapete poi che l'ora vola in questa trasmissione. Allora, De Meneke, lei è già stato deputato, ecco, queste leggi, come dice giustamente la sindaca, che poi è anche avvocata oltretutto, ma che non tutelano. Allora, De Meneke, io faccio questi percorsi col Banco Solidale, con gli orti sociali, con Villa Margherita Inclusiva. A questi non me ne puoi fregare di meno. Cioè, nel senso che me li mandano un'oretta a consegnare la borsa alla persona che ha bisogno, a portare a spasso l'anziano con la carrozzina,
Ma questi qua non è rieducativa questa cosa, Demenec. Mi viene da... Tanto è vero che mercoledì avrò un incontro sia con la procura dei minori che col tribunale, per dire, ma no, scusate, ma pensate che queste cose rieduchino? Perché questi sono i percorsi, inutile che ce la giriamo. Ma ne dico di più. Al giudice, che ancora l'anno scorso ho avuto un colloquio alla procura dei minori, anzi alla giudice donna, ho detto, ma scusate, perché non facciamo fare delle attività sportive nel pomeriggio a questi ragazzi? Al mattino vanno a scuola e al pomeriggio, come rieducazione, possono scegliere, perciò non obblighiamo una disciplina. Tu scegli tra tutte delle discipline quello che secondo te ti piace di più fare. E sei un picchiatore, perfetto, ti facciamo fare arti marziali, box, quello che vuoi. Sa cosa mi ha risposto la giudice? No, si può mica obbligare un ragazzino di 14 anni a fare sport se non vuole. Scusi, ho detto, ma questo ha commesso un reato? Cioè, come no? Cioè, voi lo obbligate a portare la borsa della spesa, a accompagnare l'anziano che sono su per i muri col telefonino a fare i cavoli loro, e lei, giudice, mi dice che non posso obbligare il ragazzo a fare sport. Cioè, Demenec, guardi che sto raccontando la verità. Io l'ho guardato, ho detto, mi scusi giudice, ho sbagliato stanza, forse proprio devo uscire perché ho proprio sbagliato stanza, la ringrazio. Ma si rende conto, Demenec? Ma allora cosa gli facciamo fare? Prima lo sport è disciplina e regole soprattutto. E chissà, come dice la sindaca, anche se ne riusciamo a salvarne 2 o 3, abbiamo già vinto una battaglia, no? La guerra, ma cosa è successo in Parlamento? Ma cosa hanno legiferato? Ma cosa sti giudici devono applicare? Demenec? Ma io le dico di più e le porto la mia esperienza, perché prima di fare il parlamentare ho avuto anche la fortuna di fare il sindaco del mio comune e da quel periodo lì è ancora oggi tutto attivo. Noi abbiamo interpretato soprattutto i danneggiamenti che i minori facevano ogni tanto nei parchi e ovviamente abbiamo, diciamo così, bypassato l'aspetto giuridico di carattere generale, che ha i suoi tempi che sono spesso lunghi, che sono spesso complicati, come giustamente ha detto la sindaca che è anche avvocato. E noi abbiamo fatto un progetto, ovviamente questo in accordo con le famiglie, perché questo è fondamentale, un progetto per cui, la dico in poche parole, se un gruppo di minori danneggiavano il parco giochi di fianco al nostro asilo, quel gruppo di minori, in accordo con un operaio del comune, si impegnava a ripristinare il parco giochi di fianco all'asilo, e questo l'abbiamo fatto e devo dire che c'è stato un effetto molto positivo, nel senso che quando questi ragazzi li hanno visti verniciare per togliere semplicemente le scritte, no, che spesso fanno con gli spray nei giochi, eccetera, eccetera, verniciare, rimettere a posto l'asse che hanno sradicato dall'altalena, questo ha un effetto molto molto importante. Da lì è partito un progetto per l'estate in cui i minorenni possono fare dei lavori, diciamo così, socialmente utili all'interno delle frazioni del nostro comune e che è ancora tutt'oggi efficace. Tutti gli estati noi abbiamo una 20-30 ragazzini e ragazzine che lavorano per il comune, lavorano ovviamente fra virgolette, che si impegnano, riverniciano le staccionate, mettono a posto i giochi, tutte piccole, piccolissime manutenzioni. Ovviamente questa cosa qui però, non essendo, diciamo, giuridicamente definita, chiamiamola così, viene fatta in pieno accordo da una parte con la scuola, ma quello è ovvio, ma soprattutto con le famiglie, che devono essere consapevoli che con questo sistema qui aiutiamo a crescere i cittadini migliori di domani. Devo dire che, insomma, se un ragazzo danneggia l'altalena e poi è costretto a metterla a posto, questo è un messaggio importante per dire che quell'altalena non va danneggiata, è un bene che deve essere usufruito da tutti e ripeto, è un piccolissimo progetto che però insegna ai ragazzi, insomma, che no, chi rompe paga, no? Il vecchio detto è un bel detto, perché obiettivamente, come diceva la sindaca, l'iter, diciamo, puramente giuridico è un iter complicato e che spesso non vede un esito in tempi brevi o brevissimi. Invece noi abbiamo bisogno di far capire a questi ragazzi che se hanno sbagliato devono rimediare il più presto possibile e devono capire che quell'altalena che hanno danneggiato o quel
giochino magari per i più piccoli che hanno danneggiato, è un bene. Sì, ma sì, è vero di me, però quando hanno finito di mettere a posto questo, ma perché non si può fare un percorso con lo sport? Guardate che sono pochi i ragazzi che fanno sport, guardate che sono molto preoccupati, gli addetti ai lavori, abbiamo un problema di obesità, abbiamo un problema di ordine pubblico, non sentono le regole, guardate cosa sta succedendo con la MOM, sono disperati, non sanno più cosa intervenire e noi stiamo ancora pensando come fare per far sì che questi ragazzi trovino la strada giusta. Qua che va regole e discipline, e quelle che può mettere regole e discipline senza andare in articoli di legge che non sai dove vai a finire, è lo sport, Domenech, è lo sport dove c'è un allenatore, dove c'è una squadra, dove che veramente tu ti senti stretto e devi farlo uguale agli altri, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Questi se ne fregano, un momento che hanno finito di pitturare l'altalena, se hanno ancora la compagnia che avevano e si ritrovano sicuramente, perché lo so, me lo dice la procura, cosa vedono? Ecco, quando si trovano alla procura la prima cosa si uniscono tra di loro per parlarsi, tu cosa dici, cioè capite bene quanto furbi sono, cioè basta Domenech, qua bisogna agire senza far male a nessuno, nel rispetto delle regole, perfetto, al mattino studi e al pomeriggio ti fai 2-3 ore di sport. Sindaca, cosa dice? Sì, mi viene, allora sicuramente lo sport è uno strumento educativo, però mi viene da ridere quando penso che alcune associazioni sportive hanno detto no, per carità, non stiamo a mandarmi quegli elementi là perché allora. mi disorientano anche gli altri, cioè bisogna che siano anche in qualche modo indirizzati in dei contesti con degli istruttori che siano anche in grado di tenerli, perché non sono soggetti facili, ecco. Guardi, io ho avuto allenatori di arti marziali, di karate, di tutto, ma qualsiasi dice, loro hanno detto ma perché no? Perché non lo facciamo? Perché non ce li mandano? Noi non abbiamo avuto mai nessuna richiesta. Mai, nessuno ci ha mai interpellato, questi ragazzi volete averli, e se ne ha avuto tanti di allenatori, poi collaboro col CONI, lei lo sa, collaboro col CIP, nessuno ha mai chiesto, nessun sindaco a loro che c'erano questi problemi, ve lo posso assicurare. Abbiamo Maurizio da Conselve, vai Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno al sindaco e buongiorno anche al signor Domenech. Allora, parole sante quelle che dite voi, sono pienamente d'accordo, però io vi dico una cosa, allora per raddrizzare i minori che danneggiano, fanno danni eccetera, bisogna utilizzare le maniere forti, diceva una volta un professore. Allora, una volta c'era il collegio, Mirella, non so se mi state ascoltando quello che sto dicendo, per raddrizzare i ragazzi, quelli che erano un po' vivaci, quelli che erano un po' scapestrati eccetera, benissimo. Adesso quelli che danneggiano, fanno danni eccetera, ci vuole il carcere minorile, se fanno 2-3 mesi, 5-6, quello che è lì dentro, ok, non è che non fanno niente lì dentro, li addestrano e poi quando vengono fuori magari fanno i lavori socialmente utili. Allora, vedremo se poi quando lo ripetono ancora il danno che hanno fatto. Purtroppo Mirella c'è da dire un'altra cosa. C'è il famoso proverbio che dice il lupo perde il pelo ma non il vizio. Il problema è che quando magari escono da questi carceri minorili lo rifacciano, e questo il punto di non ritorno, perché allora è un cane che si morde la coda. Comunque maniere forti per i minori che danneggiano, che fanno danni e quant'altro. Sono d'accordo con il signor Domenech quando dice che praticamente bisogna raddrizzarli. Sì, è vero, bisogna raddrizzarli, ma mio nonno diceva, il signor Domenech, che un albero si raddrizza quando è piccolo, non quando è grande. Ormai purtroppo i ragazzi adesso hanno perso, vuoi per i social, questo e quell'altro, hanno perso la testa, quindi bisogna
bisogna utilizzare pugno di ferro. Ecco, allora io vi saluto, aspetto le domande dal signor Domenech e anche dal sindaco. Grazie Ok, Maurizio, buongiorno a molto tutti, ciao, chiaro, Mirella. grazie. Risponderemo anche a Antonio da Padova, Domenech sulla pista da bob, questi alberi tagliati, cosa ne pensa, se riusciranno a finire questa pista. Certo che siamo avanti sto tempo qua, hai voglia? Bene, perfetto, noi siamo felici se tutto si ferma, almeno dalla nostra parte della Mirella. Prego Domenech. Qui voglio fare un ragionamento più tecnico, insomma, che politico, nel senso che il tema della forestazione in Italia non è un problema. Il problema dell'Italia non è che ci sono pochi alberi. E ripeto, questo è un ragionamento che faccio più da tecnico, visto che ho ripreso il mio lavoro d'origine dopo l'esperienza parlamentare. Il problema è la manutenzione del bosco, è come noi curiamo i boschi. Il bosco, se è ben manutenuto, diciamo, è una buona prassi forestale fare i piani di taglio, come si dicono. Il problema in Italia è esattamente il contrario, è che noi in questi anni, dal dopoguerra ad oggi, abbiamo lasciato andare il bosco incolto, diciamo, e questo vuol dire che il bosco ha anche una capacità di calmierare l'anidride carbonica inferiore se è un bosco non curato. Allora io credo che una delle sfide del futuro per la montagna sia quella proprio di ritornare alla cura del bosco, alla manutenzione del bosco, che purtroppo è stata lasciata semplicemente per motivi economici, nel senso che non c'è una grandissima economia in questo settore, e quindi soprattutto i boschi, diciamo, che hanno una qualità e un pregio inferiore sono lasciati andare, e spesso nelle comunità di montagna i boschi entrano proprio quasi nelle case, nel senso che se noi guardiamo una mappa aerea del 1950 e la paragoniamo a quella di oggi, il bosco è notevolmente aumentato, ma il problema è che questo aumento è passato da un abbandono. Questo è uno dei grandi temi, ripeto, senza entrare nella grande diatriba della pista da bob sì, pista da bob no. Il tema lì non è tanto come gestiamo l'aspetto forestale, è un tema completamente diverso. Ma lei è favorevole o contrario, Domenech, alla pista da bob? Ma io credo che se una volta che abbiamo detto di sì in tempi non sospetti, molti anni fa, alle Olimpiadi, ne sapevamo le conseguenze. Io lo dico da montanaro e da bellunese, le Olimpiadi sono una straordinaria occasione. Il problema, sa qual è? Come si fanno le cose, non è se si fanno. Il problema è che in Italia su questa pista ormai si è parlato troppo. Sa che Domenech, che ho avuto la presidente degli urbanisti, la professoressa Mazzoleni, che non ha detto così, ha detto che là Domenech la pista non si doveva fare, perché a Cortina, in quella zona là, la pista non andava fatta. Il Piemonte è già una cosa diversa, ma quel territorio là, con la fragilità che ha, assolutamente no. Questo l'ha detto la professoressa Mazzoleni. Cioè non è che non si può fare da nessuna parte, ha detto. Chiaro. Non doveva assolutamente essere fatta. Bruna da Conegliano, vai Bruna. Buongiorno Mirella, buongiorno suo ospite. Io volevo solo dire che qua in Italia è inutile parlare, perché parlando non serve a niente. Si deve partire dai genitori. I genitori sono i principali responsabili. Perché quando un ragazzino di 15 anni alla sera va in giro e fa malanni, questo è il papà che deve intervenire e castigarli. Guardi che in Svizzera, quando un ragazzino qualcosa che fa i danni, i carabinieri vanno dai genitori e i genitori devono pagare il danno. In Italia devono fare così, andare dai genitori e fargli pagare il danno. Voglio vedrà come cambiano in fretta anche i genitori quando devono sborsare i soldi. È chiaro. E dopo bisogna imparare, ma parliamo sempre per niente, perché qua in Italia le regole, Mirella, è la verità, non le rispetta nessuno. Tutti fanno quello che vogliono. Perché vedo anche lei che dice parole tutto bene, però le regole non le rispetta nessuno. No, c'è qualcuno che le rispetta, dai, ci mancherebbe. Il problema è far rispettare quelli che non le rispettano, ci mancherebbe e poi parlare, hai parlato anche tu, vedi che serve parlare, Bruna, se no non avresti chiamato perché hai voglia di parlare e dire la tua pubblicità.
Siamo venuti qua, abbiamo trovato il disastro in cappella e il disastro nei bagni, abbiamo chiamato i carabinieri. All'interno della cappella le impronte delle scarpe sul muro di cartongesso, il tentativo di sfondarlo. La tendina sporca di sangue strappata e lasciata a terra. Una crepa sulla porta, le assi di legno disperse nel seminterrato, il quadro elettrico aperto ma non toccato e poi la sorpresa dei bagni. Fango, carta igienica nello scarico, ma soprattutto l'incendio del portasalviette che ha rovinato muratura e piastrelle. È reso conto dell'ennesimo atto di vandalismo a Mignagola nel giro di una settimana, questa volta nel cimitero. Questi sono giovani senz'altro, quindi però non capisco che divertimento sia per loro questo. Per fortuna non hanno toccato le tombe perché sarebbe stato un altro atto estremo. L'ultimo in ordine di tempo, ma non il solo atto vandalico. Dopo le piastrelle lanciate dalla terrazza del Circolo Noi, le prese elettriche esterne, il contatore rotti e i lampioni distrutti, anche il furto degli estintori di un parcheggio interrato di un condominio. Sono entrati nell'ultima settimana dei ragazzini, perché noi sappiamo di vista chi sono, perché Mignagola non è una metropoli, e si sono divertiti prima asportando proprio gli estintori. Alcuni li hanno trovati nei campi là dietro, altri li hanno trovati nei campi della parrocchia. Il secondo episodio, qualche giorno dopo, direttamente ancora con gli estintori agganciati a parete, hanno tolto la levetta e hanno sparato questa polvere che, quando peraltro si appoggia su apparecchi elettrici, fa dei danni pazzeschi. Nel pomeriggio il vandalo degli estintori ha colpito ancora in pieno giorno un altro dispositivo di sicurezza completamente scaricato nel seminterrato, ricoperto ora di polvere ignifuga. Dopo i danni per il furto e il costo per ricaricare gli estintori coperto interamente dai residenti, più di 600 euro, questi stanchi hanno deciso di chiamare i carabinieri, anche alla luce delle segnalazioni di sospetti danneggiamenti nel parcheggio interrato di un condominio poco distante. Sugli autori del gesto i cittadini non hanno dubbi. Siamo certi al 1000% che sono ragazzini, perché ci sono anche giù adesso delle biciclette che sono state abbandonate in questo interrato da ragazzino, e quindi sappiamo che sono loro. Sopralluogo delle forze dell'ordine in mattinata anche al cimitero, accompagnati dalla sindaca decisa a stanare i colpevoli. Proseguono ovviamente le indagini per scoprire chi sono i responsabili e ovviamente procederò anche con la denuncia. Pensavo si fosse spaccata solo un pezzettino, invece tutta la parte è proprio un calcio. Qua quando arrivi toglierla, che se casca verso di qua anche attenti, è diventata pericolosa. Sì, bisogna toglierla questa qua. Ho un calcio, un pugno. Ho un calcio o un pugno addosso a questa ringhiera, poi nella casa di fronte un altro pugno per sradicare e rompere questa luce notturna. Qui in via Carducci, nella parallela via Deledda, invece il lampeggiante di questo cancello era stato preso di mira la settimana scorsa e già sostituito dai condomini. Voi avete dovuto sistemarlo a spese vostre? Sì, per forza. Ci sono i residenti arrabbiati, secondo lei? Beh, un po' sì, anche perché paghiamo tutti. Qui all'angolo con via Pinarello il lampeggiante del cancello del condominio è coperto, alzando si scopre che anche questo è stato divelto. Sono le vie che lambiscono l'oratorio vandalizzato la scorsa settimana e il parchetto qui a Mignagola. Al parcheggio un residente si è ritrovato una mattina con una gomma tagliata. Ma è un anno che va avanti così? Una volta ogni 15 giorni. Insomma, gli autori sarebbero sempre gli stessi, già identificati per i danni al Circolo Noi. A confermarlo è il sindaco Federica Ortolan, che già in passato per questo motivo aveva chiesto un potenziamento di controlli da parte delle forze dell'ordine. Ora, per chiudere il cerchio, serve che chiunque abbia subito danni denunci. Può fare semplicemente anche una segnalazione del fatto, perché è importante mappare appunto l'attività di questi vandali, di questi ragazzi. In campo ci sono i servizi sociali e da poco è arrivato anche il padre parroco per un dialogo con le famiglie dei ragazzi. Abbiamo concordato anche delle misure di protezione per quello che è il circolo parrocchiale, perché appunto è stanco e siamo stanchi di subire danni al patrimonio pubblico, e come sicuramente sono stanchi i cittadini di vedersi al mattino qualcosa di rotto nella loro proprietà. Ma l'umore è sempre più palpabile tra i residenti, che sanno i responsabili essere ragazzini del quartiere minorenni. È meglio che non mi esprima, perché se li ho io in mano non rispondo più di me, non so cosa succede. Perché non è concepibile che arrivati a 13-14 anni si riesca già a fare questi danni. Io non so quando avranno qualche anno in più. In realtà è una zona, è un bel paese, siamo tutti tranquilli. Io per esempio ho appena avuto una bimba, come si vede, e siamo contenti di crescerla qui e non riusciamo a capire quale possa essere il problema, con tutte le belle cose che ci sono da fare e che offre anche il comune, tra l'altro.
Loro, come i topolini, sono scappati di qua per saltare di là e io li aspettavo davanti di là. E ho detto adesso state qua, chiamiamo i carabinieri, così è giusto che abbiate una lezione. Sono minorenni i due ragazzi che dalla terrazza del Circolo Noi di Mignagola di Carbonera hanno lanciato delle piastrelle sulle auto parcheggiate nel piazzale adiacente alla chiesa. Quando ho sentito un rumore un po' più sordo, più forte, proprio da lamiera, allora ho cominciato a sospettirmi meglio. Cosa ho fatto? Ho acceso i fari del campo giusto per vedere cosa succedeva intorno e quando ho acceso i fari del campo poi ho notato le varie piastrelle per terra. Dei rumori sordi intermittenti, quelli che hanno allertato l'allenatore impegnato in una riunione negli uffici poco distanti dall'edificio da cui i giovani stavano lanciando le piastrelle. Si sono arrampicati sulla rete del campo di calcio, sono saliti sul tetto dello stabile e poi dal terrazzo hanno messo in atto la bravata, un gioco pericoloso che nel buio avrebbe potuto ferire gravemente qualche passante. I due furbacchioni si sono nascosti qua dietro. Ho notato che erano nascosti perché? Perché da queste caritoie loro andavano da una parte all'altra. Con la luce accesa ho visto l'ombra passare. Avvisato il responsabile del circolo che si è precipitato nel luogo per tentare di bloccare i due giovanissimi sulla terrazza. I due, non trovando via di scampo, hanno tentato la fuga calandosi dal tetto e saltando da almeno 4 metri di altezza, dove però ad attenderli c'era l'allenatore che li ha costretti ad aspettare l'arrivo dei carabinieri. Io gli ho semplicemente chiesto perché ragazzi non c'è motivo di fare questa roba qua. Qual è il motivo da fare? Non è un divertimento questo è far danno altrui, adesso le conseguenze chi le paga? Danneggiate la stessa sera anche le prese esterne della chiesa di Mignagola, non la prima volta che la zona viene presa di mira. Risalgono solo a qualche mese fa, infatti, i danni alla fontana del parco e ai bagni della parrocchia. Una panca a bloccarne l'accesso, la rottura di alcune piastrelle e ancora i resti di una cena consumata e lasciata sulle panchine. Non è insolito, raccontano i parrocchiani, trovare di mattina nel giardino bottiglie di alcolici abbandonate. Per il lancio delle piastrelle sulle auto, i due ragazzi identificati dai carabinieri ora rischiano una denuncia per danneggiamento aggravato e invasione di terreni o edifici. Allora, oggi abbiamo il sindaco di Carbonera, che naturalmente avete capito, ecco, non è facile per loro gestire, ma ogni mattina che ho i sindaci faccio vedere, perché in tutti i paesi, in tutte le città non ne veniamo fuori da nessuna parte. Però prima di sentire il commento della sindaca abbiamo Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro. Ciao Mirella, grazie che te mi ospiti anche oggi. Allora, volevo dire alcune cose velocemente. Intanto, quelle persone che vogliono che fosse uno stato di polizia per risolvere la questione sbaglia. Il stato di polizia va solo a esacerbare, ma il fatto è che non si deve impedire alle persone di comportarsi male. Bisogna convincere le persone a comportarsi bene. Questa è l'unica soluzione. Che è stato qualche giorno fa i fatti di Pisa, si è capito chiaramente che la polizia gas manganea in maniera indecente e nulla da dire. Ieri che si sta però degli stessi ragazzi che a Torino, oltre ad avere salito una volta della polizia via parlando, che anche fermare e rotto per strada automobili che passavano, motorini, e in televisione che mostrare le scene che delle persone che passavano per caso di lì e che sta a salire questi ragazzi, chi stava per reagire e stava a fermare perché se no piccava anche loro. Io questa mattina ho guardato apposta in televisione per sentire le reazioni e mi dispiace, non ne fare una questione politica o partitica, mi dispiace che mi ho sentito anche stamattina parlare solo e unicamente di Pisa, perché evidentemente politicamente fa meglio, capito? E a me mi chiedo, ma questi ragazzi di Torino, al di là di chi sia, che lezione impara da quello che vede che succede? Che loro li puoi fare impunemente quello che vuole, che tanto la società dell'insieme non reagisce. Mi credo che sia, prima di una questione di merito, anche una questione di metodo, da come iniziare e come rapportarsi con questi ragazzi. Certo che vuole il dialogo, bisogna parlare con questi ragazzi, ma il dialogo presuppone che sia due parti, uno che parla e uno che ascolta, e quell'altro che ascolta poco che risponde. Ma se una delle due parti non vuole ascoltare e non è dialogo, cosa facciamo? Se rassegniamo ad avere paura di uscire di casa, di andare a prendere la corriera perché arriva qui e sfascia tutto? Cioè, bisogna pure arrivare a fare una scelta. A Verona è una situazione che è ancora peggio di quella che c'è a Carbonera e a Treviso. Cioè, bisogna anche, come dire, arrivare a fare una scelta, no stato di polizia, punto e basta, ma bisogna anche fare una scelta di capire che oltre un certo limite nel quale non c'è possibilità di dialogo, bisogna usare altri sistemi, anche perché questi ragazzi qua, quei che pensa che ne si rende conto
di quello che fa, sbaglia, perché lei è il contrario, questi ragazzi qua, siccome che si rende conto di quello che fa quello che fa, per loro lei ha un senso di potenza. Grazie Vladimiro, se no non riescono a risponderti gli ospiti. Grazie, comunque sei stato chiaro. Allora prego sindaca, naturalmente oggi c'è lei, ma le altre mattine gli altri sindaci. Ecco, bisogna capire i cittadini, Vladimiro, cosa ne pensano. A Verona è più grave, penso che abbiamo visto delle cose veramente incredibili. Prego sindaca. Sì, appunto, anche se si tratta di piccoli danneggiamenti, comunque sono fastidiosissimi e comunque ne siamo già stanchi. Le denunce sono fioccate anche negli ultimi giorni per altri atti, perché fortunatamente il comune di Carbonera, come anche altri comuni, ha investito molto in videosorveglianza e quindi c'è anche la diretta, diciamo, imputazione del fatto al soggetto. Ecco, quindi abbiamo assolutamente ogni prova che siano determinati soggetti. Comunque, nonostante le denunce, rimane sempre il fatto che manca una legiferazione idonea a far sì che ci sia velocemente una punizione per questi ragazzi. Possiamo farlo noi in qualche modo reprimendo, mettendosi d'accordo con le famiglie, cercando di indirizzare i ragazzi in dei percorsi protetti, perché come dice il Signore, quando manca il dialogo non ce l'hanno né con la famiglia né con la scuola, ecco, bisogna intervenire con le maniere forti e questo stiamo cercando di fare in accordo con le famiglie. Però sindaca, una cosa che sento anche dagli ospiti che ho tutte le mattine, sia di centrodestra che di centrosinistra, anche quelli di centrodestra dicono: qui Giorgia Meloni deve battere un colpo perché così non può andare avanti, abbiamo bisogno di fatti reali, abbiamo bisogno di cambiare le cose. Perché una volta si diceva c'è la sinistra buonista, adesso andiamo noi e vedrete che cambieranno le cose. Ma questi ospiti che dicono qua non cambia niente, bisogna agire. Cosa ne pensa Domenech? Io posso portare un esempio che ho vissuto direttamente nel 2017. Io ero in commissione difesa della Camera e mi occupavo dei gruppi sportivi militari con la Polizia di Stato in un quartiere molto degradato di Napoli, dove la situazione è ancora peggiore. Scuola, comune, società sportive hanno riqualificato una palestra e hanno messo dentro alcuni istruttori della Polizia di Stato e hanno, come dicevi tu prima, usato lo sport in quel caso per rieducare. Da una parte ci vogliono le norme, però io sono molto convinto che da sole le norme, le leggi non bastano se non facciamo crescere la comunità. In questo caso io ho tutta la mia solidarietà al sindaco di Carbonera, ma lì ci vuole veramente un'alleanza forte, perché se da una parte il comune fa una cosa ma poi le famiglie fanno il contrario, è veramente un problema educativo enorme. O noi creiamo le condizioni perché ci sia un patto in cui siamo tutti d'accordo e ripeto, e quando un ragazzino sbaglia deve rendersi conto che ha sbagliato, deve rimediare al danno che ha fatto. Io sono molto convinto di questa questione, deve rimediare al danno e quindi rendersi utile per la comunità in cui ha fatto il danno, e poi il processo educativo va curato tutti assieme. Da una parte ci vogliono le norme, ma le norme, come spesso succede in questi casi, da sole, avulse dalla comunità. Allora, il caso che io ho visitato e che ho seguito nel 2017 ha portato alla nascita di una palestra. Lì, fra l'altro, si facevano esattamente gli sport che citavi tu prima, la box, le arti marziali, e è avviato un processo, ovviamente in una situazione, lo voglio dire, molto più degradata di quella che abbiamo visto ovviamente nei servizi poc'anzi. Però lì hanno iniziato un percorso, mi dicono... Sì, ma vede che non è che noi dobbiamo guardare il peggio, noi dobbiamo guardare quello che abbiamo in casa. Perché quello è inutile da guardare il peggio, anch'io che ci sono realtà e realtà, però anche dal piccolo non se ne viene fuori. Perché? Perché non avete fatto delle leggi, delle certezze della pena per questi minori. Non è che un quindicenne può prostituirsi e nessuno sa niente e poi va a uccidere questa persona. Avrà un cellulare, andrà a scuola, questi nessuno sa niente, al di sopra di ogni sospetto la famiglia, bravo ragazzo, siete tutti bravi ragazzi, non ho capito
quanto bravi ragazzi sono, e abbiamo visto anche con la morte di Giulia Cecchettin e delle altre storie. Questi ragazzini vanno fermati, Domenic, questi ragazzini vanno fermati, chiuso, non me ne frega niente, sia 13, 14 o 15 anni, se hanno commesso un omicidio vanno in galera immediatamente, subito, altro che 3 gradi di giudizio, è minore, buona condotta. Ma dai, Domenic, ma dai. Livio da Padova, vai Livio. Ciao, un saluto ai tuoi ospiti. Io sono d'accordo con la signora che ha telefonato prima. Quando ci sono questi danni fatti da questi minorenni, che sono danni veramente odiosi, specialmente quello del cimitero, lì ci vuole, quando vengono identificati, dovrebbero andare dai genitori, i carabinieri o la polizia, eccetera, e farsi rimborsare tutte quante le spese del danno, non solo. E dovrebbero ammonire anche i genitori che se per caso il figlio, va bene, commette ancora tutte queste mancanze, il figlio sarà perseguito penalmente. I genitori dovrebbero prendere a schiaffoni questi ragazzi, oltre a insegnare loro che certe cose non vanno fatte. Invece c'è troppa tolleranza, i genitori non li prendono a schiaffi e non insegnano loro che certe cose non si devono più fare. Questo, in poche parole, deve venire fatto, perché questi atti odiosi non sono permessi. Ecco, questo lo voglio dire. Grazie. Grazie Livio. Allora sindaca, una volta bastava uno sguardo del genitore, non è che per forza si doveva menare le mani, bastava uno sguardo, non ti muovevi più, anzi avevi addirittura paura di quel sguardo prima di varcare la soglia di casa. La FIFA era grande perché sapevi che l'avevi fatta grossa. Prego sindaca. Concordo, è che in questi casi la famiglia non ha avviato questo percorso, diciamo, fin da piccoli, hanno preso troppi pochi schiaffi, troppe poche regole, questa è la conseguenza nei nostri casi. I genitori sono assolutamente disponibili a pagare i danni, però non si va da nessuna parte una volta pagati i danni. Non risolvi il Comunque problema, il problema rimane. Facciamo anche noi un sacco di progetti, ci sto a fare fatica durante l'estate e quant'altro, però, e questo rispondo a Domenic, purtroppo quando manca il dialogo con la famiglia, nel nostro caso siamo fortunati e lo abbiamo il dialogo con la famiglia, c'è bisogno che sia un'autorità terza che metta becco e che dia delle direttive serie, perché non sono tutti casi che sono educabili, recuperabili, che in qualche modo la società può farsi carico con le associazioni, con lo sport. Ci sono anche dei casi terribilis e quelli ci vuole l'autorità giudiziaria che intervenga, anche per monito che se fai un atto grave finisci in galera, finisci in riformatorio dove vogliono mandarli, ma c'è una punizione certa. Molto chiara, sindaco, però adesso parliamo di belle cose. Cosa succederà fra poco in primavera, a Pasqua? Parliamo anche di positivi. Cosa ha organizzato, sindaca? Guardate, allora il 2 marzo, questo sabato pomeriggio per i ragazzi, c'è un pomeriggio di gioco, tutti quanti assieme, parte l'iniziativa Entro in Gioco, i ragazzi possono venire in sala Aldo Moro e giocare assieme con i giochi in scatola. Quindi un momento bello per i ragazzi che hanno voglia, insomma, di stare tranquilli, sereni, in compagnia dei loro coetanei. Sono invitati anche gli adulti, magari se c'è anche qualche genitore che vuole accompagnarli, poi fermarsi lì a giocare assieme, è il benvenuto, ecco, quindi magari anche diversamente giovani i nonni, vero sindaca? Certo. Ecco, con questa solitudine che hanno. Allora Domenic, invece adesso a lei vorrei far vedere queste frane, perché con questo tempo è successo di tutto e di più. Allora partiamo con le frane e vediamo cosa ci dice e com'è la situazione, perché mi hanno chiamato chiedendole questo, perché non si fidano, perché va tutto bene, ma poi quello che vediamo nei telegiornali, queste strade chiuse, non fanno un bel pensare. Andiamo a vedere, allora, andiamo con la frana a Pianezze, poi immagini a Belluno, valanghe in pista, ce n'è di tutto e di più, andiamo a vedere.
Grossi massi piombano nell'area sottostante, un'intera fiancata di collina precipita. Paura martedì mattina a Pianezze, tra via Roma e via Oldelle, dove a causa della pioggia abbondante delle ultime ore il terreno sotto un'abitazione dove vive una donna di 86 anni è inesorabilmente franato, lasciando l'edificio in bilico sul vuoto. Il guaio è sufficientemente grande perché è scesa proprio parte della roccia della collina che teneva sulla casa, quindi è un po' un pericolo. Ma si tratta di massi grandi quanto? Giusto per far capire alla gente. Stime dei vigili del fuoco, 500 quintali ogni masso. E tutto questo causato dalla fragilità del territorio, soprattutto il nostro territorio collinare, e a cui si aggiunge questa pioggia che continua incessantemente da più giorni. Sì, purtroppo il terreno argilloso che abbiamo addirittura si appesantisce molto, quindi sicuramente le piogge sono responsabili di tutta questa attività. Su tutta l'area transennata cosa dovete fare voi? Entro domani mattina dobbiamo sgomberare perché il torrente è semi-ostruito e bisogna sgomberarlo assolutamente, quindi con polvere, non so con che scavatore, dinamite o quant'altro dobbiamo provvedere a rimuovere il deflusso dell'acqua perché diventa sempre più pericoloso lasciarlo lì. E intanto la casa è a rischio, cioè l'abitazione lì è a rischio ora? Beh, il marciapiede è sospeso nel vuoto, quindi non si può per ora lasciare che la gente dorma lì. Già in mattinata il sindaco Mendramini ha firmato un'ordinanza di evacuazione dell'abitazione e divieto di passaggio nell'area circostante la casa, ma la guardia resta molto alta. L'attenzione dei comuni, soprattutto dei comuni del territorio collinare montano, è sempre più alta. Lei lo conferma anche con i lavori che sono stati portati avanti negli ultimi tempi? Sì, dal 2005 in poi abbiamo speso centinaia di migliaia di euro sulle colline per consolidarle. I lavori fatti hanno fatto i loro frutti. Questo è un evento inaspettato, è partita una collina che ci pensava eternamente solida, insomma. Certo che adesso questa cosa però fa paura, spaventa. Sì, perché sei sicuro su tutto, no? Ma l'importante è che non si sia fatto male a nessuno, che tutti siano adesso al sicuro. Vediamo Valanghi in pista. Sono immagini, come vedete. Allora Domenech, come commenta questo che abbiamo sentito, queste immagini? Certo che facciamo le cose, ma se un caso imprevisto succede anche dove abbiamo nominato prima, non voglio neanche nominarlo, visto che la montagna vive, respira e cammina. Prego Domenech. Sì, sicuramente la situazione per la provincia di Belluno, la situazione della neve è quella da tenere più in attenzione perché in questa ultima settimana ne è venuta tanta, è soprattutto una neve diciamo con temperature alte e quindi una neve molto pesante, umida, ricca di acqua e quindi è una neve che come abbiamo visto nelle foto si stacca e quindi bisogna fare molta attenzione. In questi anni dopo Vaia il territorio della provincia di Belluno è stato oggetto di numerosi, tantissimi interventi molto puntuali per la sistemazione degli argini, dei fiumi, dei torrenti e questo devo dire insomma che per fortuna ha limitato il danno. È chiaro che però il rischio zero, come si dice, non c'è in un territorio come la montagna, l'abbiamo visto a Pianezze, la montagna è sempre in movimento, le colline si muovono e quindi dobbiamo sempre avere una grande occhio di riguardo e una grande attenzione, fare le opere di mitigazione e soprattutto cercare insomma di fare quella prevenzione che è fondamentale nel vivere in montagna. Allora in questo momento l'attenzione più grande è proprio attorno alla neve e le prossime giornate saranno molto delicate e quindi come abbiamo letto oggi su tutti i giornali, sulle televisioni, insomma, bisogna fare molta attenzione e quindi anche chi poi pratica lo sci alpinismo in particolare deve prestare veramente tanta attenzione perché oggi il rischio è abbastanza elevato e bisogna, come abbiamo visto, fare attenzione. Sul resto devo dire che insomma ci sono stati più problemi, come abbiamo visto sulla pianura, per le esondazioni e per la quantità di acqua che è caduta. E alcune opere che sono state eseguite in questi anni dai nostri comuni sui nostri torrenti e sui fiumi hanno consentito, ripeto, di mitigare i danni. In montagna, come dico spesso, insomma, la sicurezza al 100% è sempre molto complicata da raggiungere. Noi abbiamo il dovere, tutti quanti, le amministrazioni comunali, provinciali e regionali, di investire in modo da tutelare il nostro territorio il più possibile
e poi anche costruire in maniera intelligente nelle zone in cui il rischio è minore. Diciamo che adesso bisogna capire anche un altro punto molto importante, come evolve la situazione. Oggi c'è un momento insomma di calma da un punto di vista delle precipitazioni, come evolve nel prossimo weekend, visto che hanno messo ancora brutto la situazione delle precipitazioni, per attenzionare i fiumi, perché fiumi e laghi in questo momento hanno portate molto molto importanti. Allora Domenico, non bastava la pista da bob e il villaggio olimpico, ma abbiamo anche le stanze panoramiche. Non le ho pronte questa mattina, ma ve le farò vedere ad alta quota, perché bisognava fare anche questo. Non è che si sta alzando un po' troppo l'asticella, Domenico, su questa montagna, che detta degli esperti invece avrebbe bisogno veramente di essere lasciata tranquilla? Sì, la montagna ha bisogno di molta cautela, molta attenzione, molto rispetto. È anche vero che la montagna, io sono tra quelli che pensano che il problema più grande della montagna oggi è l'abbandono, lo spopolamento, e una montagna non abitata è una montagna che muore. Questa è la premessa indispensabile. Dopodiché il vivere in montagna passa da una grande attenzione, una grande sensibilità, perché la montagna è delicata, l'abbiamo appena visto nel servizio, è delicata da un punto di vista del dissesto, è delicata in tutto. Quindi anche questa novità, diciamo, rispetto all'accoglienza, che mi pare però, rispetto a come era entrata in Consiglio regionale, ne è uscita con delle caratteristiche profondamente diverse. Si tratta di stanze che devono stare nelle vicinanze dei rifugi, mi pare meno di 200 metri dal rifugio, insomma si sono cercati di limitare le possibilità. Ripeto, secondo me poi passa sempre da come le facciamo le cose, passa sempre dall'attenzione. E dove le facciamo, Domenico? Come le facciamo e dove le facciamo, Domenico? Allora Domenico, politica, velocissimo, come andrà in Basilicata questa unione che c'è tra la sinistra, che forse ha capito che andando da soli non va da nessuna parte, unendosi forse riescono a inserirsi in un contesto anche molto importante. Avete visto la Sardegna, prego. Ma ecco, la Sardegna dice, la cosa che hai detto tu è verissima, insomma, l'unione fa la forza, direi, però la cosa più importante secondo me è che i buoni candidati fanno la differenza. Noi abbiamo bisogno di buoni amministratori nelle regioni, nelle province, nei comuni, e quindi dobbiamo scegliere molto bene chi vuole prendersi questa responsabilità, perché probabilmente, leggendo i dati della Sardegna, la candidata del centrosinistra era una buona candidata con un gran curriculum e che aveva molto di più la fiducia. Forse questo ha addirittura superato l'aspetto politico, ovviamente di un centrosinistra per fortuna finalmente unito, ma soprattutto scegliendo una buona candidata, perché i risultati di Cagliari, con il sindaco di Cagliari che prende meno voti della Todde, lo testimoniano. Allora qui si deve ritornare a fare politica con le persone che hanno capacità, che sono delle brave persone, la dico così, e che hanno questo approccio. Ma se tu hai la brava persona ma non hai i numeri e non hai la squadra, puoi avere brava persona finché te vuoi, Menec. Abbiamo Leone a Trebasene che devo assolutamente chiudere perché ho forato, volevo sentire anche la sindaca di centrodestra. Vai Leone. Ciao Mirella, grazie. Ciao. Tu ci dici che dobbiamo andare a votare. Sì. Allora, noi siamo andati a votare. E che cosa abbiamo votato? Votato la destra. La destra vorrebbe dire regole, vorrebbe dire convivenza, vorrebbe dire rispetto. E cosa sta succedendo? È un anno che sono al governo e non succede niente. È uguale a prima, non c'è stato un cambiamento che sia uno. Abbiamo la Meloni che è un giorno a Tokyo, un giorno a Washington, un giorno nell'Arabia Saudita, un giorno a Parigi, un giorno di... Basta, deve stare a casa. Noi vogliamo vivere, noi stiamo facendo una società qui che non possiamo più vivere perché non c'è rispetto per niente. Abbiamo la scuola che non insegna rispetto, la scuola che è disorganizzata, gli studenti che studiano quello che vogliono loro. Tu prova a parlare con un ragazzo in inglese, ti dice a me non mi piace l'inglese. Ma cosa non ti piace l'inglese? Allora tu li mandi a scuola. Veloce Leone perché sono proprio in chiusura.
da quando vanno all'asilo studiano l'inglese, a 18 anni non riescono a dire una parola. Ciao Mirella. Grazie Leone. Allora Sindaca, come concludiamo col centrodestra? Lei centrodestra, primo mandato, prego. Allora, per quanto riguarda l'esito delle elezioni in Sardegna, sono d'accordo con Domenech, nel senso che la candidata sicuramente godeva di maggior fiducia da parte della cittadinanza, e anche l'ho reputata intelligente quando ha rifiutato la visita in campagna elettorale dei suoi, diciamo, rappresentanti di partito, e probabilmente questo è stata comunque una scelta, insomma, vincente, che ha accolto anche un po' altre visioni, non solo propriamente quelle della sua fascia politica. Poi altra cosa, la Meloni nella sua attività istituzionale gira il mondo, ed è giusto che vada appunto a fare questi viaggi di rappresentanza, che poi sono sempre proficui di rapporti nuovi, di esperienze, ecco, quindi è bene che faccia anche quello. La riforma della giustizia è solo all'inizio, e io posso avere solo ampia fiducia nei confronti del nostro ministro Nordio, che reputo una persona estremamente competente visto appunto il suo curriculum passato, ecco. Quindi ho estrema fiducia di questo governo che possa ancora fare la differenza, ecco. Allora grazie veramente a Federica Ortolan, sindaco di Carbonera, primo mandato centrodestra, grazie a Roger Domenech, già deputato, Partito Democratico, grazie, chi vivrà vedrà, vedremo cosa succederà, adesso c'è la Basilicata e poi ci saranno altre regioni, le europee, perciò andremo a votare sempre, comunque mandate a votare. Grazie, buona giornata, pubblicità. Femminicidio è il termine utilizzato per indicare un omicidio in cui la donna viene uccisa da un individuo per motivi basati sul suo genere, e questo è il sostantivo che Treccani ha scelto come parola dell'anno 2023. Il significato di femminicidio è un significato preciso e credo che siano importanti le due componenti. Intanto la componente del legame affettivo e poi appunto del fatto che è un fenomeno che è unidirezionale. Rarissimamente donne deluse uccidono il maschio con cui hanno avuto un rapporto che magari si è interrotto anche bruscamente, mentre il contrario avviene in misura molto rilevante. Anche chi cerca di sminuire le statistiche non riesce più di tanto, perché è un fenomeno veramente palese. Un termine che ha quasi 100 anni, ma che è entrato di recente nel nostro vocabolario. La prima attestazione è trovata dall'Accademia della Crusca del 1923, poi è caduta in disuso e effettivamente adesso è una parola recente, ma non recentissima, ormai è maggiorenne perché è dal 2001 che ne parliamo. Quindi già questo dice qualche cosa sulla scelta fatta da Valeria Della Valle per la Treccani, cioè di scegliere non una parola sorta dal nulla, ma una parola che evidentemente quest'anno si è ritenuto abbia assunto una significatività, un'importanza da dover essere, diciamo, riconosciuta con questo titolo di parola dell'anno. La scelta della Treccani apre poi ad una riflessione più ampia di come le parole e la lingua possono avere un ruolo importante nell'abbattimento delle barriere legate alla questione del genere. Questo è un tema delicatissimo che riguarda un po' tutto il peso che la lingua ha nella creazione del pensiero che ha o non ha. Io su questo mi mantengo prudente perché non sono neppure particolarmente competente, è l'antropologia che sa dire meglio queste cose. Però certamente riflettere sugli usi linguistici che ci sono stati tramandati per capire che cosa, diciamo, nascondono, che cosa hanno dietro, credo che sia un elemento importante per vedere anche più chiaro sui nostri atteggiamenti, in questo caso nei confronti del ruolo della donna nella società, del rapporto maschi-femmine e anche della violenza che in genere va in una sola direzione, cioè dai maschi alle femmine, è rarissimo il contrario.
Allora saluto i miei ospiti, grazie veramente, saluto collegata da Roma Roberta Beolchi, grazie Presidente Edela, Associazione a sostegno degli orfani di femminicidi, veramente grazie Presidente di essere qui e cercare di capire, cercare cosa fare, come prevenire. I numeri sono veramente devastanti tutti i giorni, ormai tutti i giorni, 1, 2 conforme. Saluto anche Alessandro Alemanno, collegato da Oderzo, cofondatore Associazione Cantiere Misto. Grazie anche a lei Alemanno di essere qui. Allora io partirei proprio dalla Presidente. Ecco, cosa ci dice? Cosa sta succedendo? Tante panchine, tante fiaccolate, tante denunce, ma alla fine non c'è la certezza della pena. Ecco, la donna ancora in balia di se stessa, ha paura. Cosa sta succedendo a quegli uomini che non riescono a capire proprio che la donna non è un oggetto, non è una proprietà, il rispetto soprattutto, il rispetto della figura femminile. Prego, Presidente. Buongiorno e grazie a voi per questo prezioso intervento. Diciamo che mi piacerebbe parlare oggi, dopo l'ennesimo femminicidio, perché è un bollettino di guerra consumato a Padova, di poter già pensare che abbiamo superato queste riflessioni riguardo il termine femminicidio, visto che è un termine sicuramente da noi adottato da pochi anni, se non maggiorenne come termine, ma che è stato già utilizzato dal 1801 in Inghilterra. Io credo che bisogna fare una grande riflessione e dare degli strumenti di riflessione per concretizzare e superare questo dramma. Io direi che bisogna, siccome il femminicidio è l'unico crimine prevedibile e prevenibile, per cui si conosce il carnefice, la vittima, aumenta e non diminuisce, e qui bisogna dare delle risposte chiare. Io credo che tra queste, oltre al fatto che bisogna intervenire nelle scuole, come facciamo in molti, per un cambiamento culturale, ma nell'immediatezza bisogna intervenire sugli uomini. Perché bisogna anche finirla che una donna deve denunciare, deve fare, deve superare, deve fare tutto da sola, giustamente, ma bisogna intervenire su chi è l'autore del crimine, in modo educativo, in modo preventivo, non punitivo. Quindi intendo questo, noi l'abbiamo anche presentato come associazione, come punto fondamentale di programma dell'associazione DELA a sostegno degli orfani di femminicidio, perché altrimenti continuiamo a collezionare donne uccise e un'infinità di un esercito silente che non riusciamo più a tamponare. E gli uomini devono essere immediatamente ascoltati, presi a sostegno. Io dico, facciamo delle case famiglie a sostegno degli uomini per valutare con dei tecnici, intendo psicologi, psichiatri, criminologi, persone che creano associazione, quindi con competenza e contezza di capire le problematiche di questi uomini, anche in modo forzato qualora gli uomini non volessero farlo naturalmente, perché comunque in questo modo riotterremo una educazione di un essere umano, ma anche la salvezza di un femminicidio e degli orfani di femminicidio. Sentiamo quindi anche questo, come commenta Alessandro. fondamentale. Sì, devo correre purtroppo, Presidente, perché il tempo è tiranno in questa trasmissione, vola nel vero senso della parola. Ecco, vorrei sentire appunto anche Alessandro Alemanno, cofondatore dell'Associazione Cantiere Misto, proprio anche come uomo, come figura maschile, ma cosa sta succedendo a certi uomini, non a tutti per fortuna direi, però veramente c'è da pensare perché sono al di sopra di ogni sospetto. Quando si sentono i vicini, coppia che andava d'accordo, famiglia per bene, molte volte, non sempre. Prego, Alemanno. Intanto ringrazio per essere stato invitato a questa trasmissione e casca anche giusto a puntino con un progetto che con l'associazione stiamo portando avanti, che è legato ai diritti, alla salute, al benessere delle persone. Il progetto si chiama Diritti Sospesi e andiamo a parlare anche proprio di violenza di genere e lo facciamo cercando anche di un po' di cambiare questo paradigma, no? Nel senso che l'uomo è effettivamente in questo momento messo al centro dell'attenzione, giustamente perché compie l'atto, però si discute e si affronta la questione femminile solo come
vittima, no? E invece il nostro obiettivo in questo progetto è far vedere che effettivamente di educazione si parla, quindi bisogna entrare dentro nelle scuole, spiegare, far incontrare le esperienze di vita non solo delle donne ma anche degli uomini. Bisogna far capire che le donne hanno un ruolo molto importante anche nel creare un'educazione al rispetto, no? E abbiamo fatto appunto questo progetto coinvolgendo l'arte e cercando di parlare di questi diritti che sono appunto, chiamiamo sospesi perché finiscono sempre nella cronaca, no? Però alla fin fine poi le persone vengono, diciamo, attenzionate solo quando c'è l'atto, no? Invece bisogna effettivamente, come diceva l'altro ospite, intervenire prima, entrare nelle scuole, spiegare. Abbiamo coinvolto anche un'associazione, per esempio, in questo progetto che si chiama Cambiamento Maschile, mi sembra. Sì, una casa per l'uomo, ecco, che praticamente verrà e farà un incontro dove si parlerà praticamente delle esperienze che anche gli uomini maltrattanti fanno un percorso per poter uscire da questa situazione, perché le vittime, secondo me, in questo ambito qua sono due, no? C'è la vittima, quella che purtroppo viene uccisa, ma c'è anche la vittima di quella persona che praticamente continua a subire la propria violenza, la propria insicurezza. Noi vogliamo dare anche con questo progetto un'idea di donna forte, di una donna che riesce a essere, diciamo, non solo perno sul quale ruota l'educazione dei figli e quindi dei figli che rispetteranno altre donne se sono maschi, ma anche che è perno della società, che si prende cura della società. Abbiamo attualmente una mostra che partirà domani, che è legata al gruppo Veritas di Venezia, a Venezia, e dove faremo vedere, c'è questo fotografo, si chiama Luca Strassera, che praticamente illustrerà con delle scatti il lavoro delle donne a Venezia per la presa di cura della città di Venezia, per esempio, che noi non lo sappiamo. Anemano, però c'è un però che vorrei chiedere anche alla Presidente Beolchi. Presidente, tante belle cose, tante belle iniziative, penso che poi l'8 marzo vedrete si muoveranno tutte, poi calerà il sipario famoso e fino all'8 marzo del prossimo anno se ne parlerà pochissimo, se non quelle che hanno veramente voglia di fare, di parlarne. Ma noi abbiamo ancora la donna, Presidente, che deve andare via dalla sua casa con i suoi bambini, deve andare in una situazione protetta come se fosse lei la colpevole. Invece di portare via l'uomo che ha fatto, lo lasciamo a casa con le sue cose, con la sua casetta. Per questi bambini, pensate, per questi ragazzi, che traumi. Io glielo dico, Presidente, io ne ho accompagnato in questo percorso purtroppo una famiglia. Questo ragazzino scappava da questa comunità per ben 3 volte, andava a casa sua, diceva io voglio stare a casa mia, è la mia casa, anche da solo mi arrangio, lasciatemi a casa mia. Ma è inutile che facciamo tante cose se siamo ancora fermi che ancora la donna deve andare in una struttura protetta, la donna. No, è l'uomo che deve andare in una struttura protetta, Presidente. È lui che deve essere sorvegliato e portato via di casa, non la donna. Pensate che traumi a questi ragazzini, poi lei penso ne sa qualcosa. Prego, Presidente. Beh, lei ha colto appieno poi il mio pensiero che ho anticipato prima dicendo prevenzione sugli uomini. Ripeto, il cambiamento culturale è fondamentale, si opera, ma bisogna operare contemporaneamente su qualcosa che è immediato. Quindi bisogna intervenire su chi è l'autore del crimine. L'autore del crimine per numero di morti al femminile è l'uomo, bisogna intervenire in via preventiva sugli uomini immediatamente. Alla denunzia di una donna, al verificarsi di continue reiterate violenze psicologiche importanti e fisiche, bisogna intervenire sugli uomini. Sono gli uomini che devono essere presi in carico, non la donna a scappare con i figli come se fosse appunto un pacco postale da dover spostare da una parte all'altra e subire ulteriori violenze, perché anche quella è un'ulteriore violenza per lei e per i figli. Quindi se non cambiamo quei 2 o 3 addendi di questa situazione, e noi qui avremo tutti i giorni un moltiplicatore di morti e di conseguenze di orfani di femminicidio, che ci vorrebbero ore per dire e raccontare le esperienze drammatiche di questo dramma nel dramma, che è appunto chi eredita poi il femminicidio, che sono i bambini e le famiglie.
che rimangono vittime anch'esse. Bisogna essere però molto chiari anche nel comunicare, perché non bisogna più dire dai vicini di casa ai parenti stessi, al mondo del lavoro dove lavorava appunto l'autore del crimine, ma era una brava famiglia, ma era una brava persona, perché non è una brava persona, perché nella psicologia i tecnici mi insegnano e ci insegnano che non esiste il raptus, perché altrimenti saremmo tutti eventuali killer pronti ad uccidere il prossimo, ma si tratta di patologie, di situazioni, di continue elementi che l'autore del crimine comunica, no? Direttamente e indirettamente nella quotidianità, ma che non vogliamo vedere, non vogliamo accogliere, non vogliamo affrontare. Questo lo dico in modo molto chiaro e diretto se vogliamo affrontare una volta per tutti questo problema che è diventato una piaga sociale. Non sono brave persone, non esistono circostanze che inducono un individuo ad uccidere volontariamente e scientemente una persona, il prossimo una donna. È tutto premeditato, è tutto organizzato e quindi va una volta per tutto affrontato, unito anche a un discorso giuridico di processi e di pene esemplari che inducano chi eventualmente ha intenzione di uccidere a fermarsi. Allora andiamo a vedere proprio questo femminicidio successo a Bovolenta, poi sentiamo anche le interviste, come ha detto la Presidente, la ringrazio, altro che bravi uomini, bravi ragazzi, questi avevano pianificato tutto. Andiamo a sentire, a vedere, poi commentiamo. Un rapporto in crisi dopo più di 15 anni insieme, l'ombra della premeditazione nella cronaca dell'ennesimo femminicidio che ha sconvolto il Veneto. Sara Burattin, 41enne di Bovolenta, è stata uccisa con una ventina di coltellate alle spalle. Il compagno Alberto Pittarello, 39 anni, è scomparso nel nulla. Tutto fa pensare che si sia gettato nel bacchiglione con il suo furgone, ma i punti da chiarire in questa storia sono ancora molti. L'uomo infatti una settimana fa aveva chiesto ferie al lavoro, la scusa quella di portare un motorino alla figlia, poi il delitto di Sara, attirata ieri mattina in giardino da qualcuno che conosceva, e il timore che l'uomo abbia premeditato il delitto. Ieri mattina la donna, che da un paio di settimane era tornata a vivere a casa della mamma con la figlia di 15 anni, è uscita senza infilare la giacca. Si è diretta verso il capanno del giardino. Qui è stata colpita alle spalle almeno una ventina di fendenti, secondo i primi rilevamenti del medico legale. Nessuno ha sentito urlare, nemmeno la madre che era all'interno della casa e che dopo un'ora, non vedendo la figlia, è uscita e ha scoperto la tragedia. A pochi metri dall'abitazione di Viale Italia c'è anche la caserma dei carabinieri che sono intervenuti subito. Sara Burattin era già morta. Accanto al suo corpo l'arma del delitto, un coltello da caccia. Del compagno Alberto Pittarello, cercato al telefono, nessuna traccia. I due avevano una figlia di 15 anni, si erano conosciuti giovanissimi e poco dopo era nata la piccola. Un rapporto solido che però ultimamente sembrava essersi incrinato, tanto che Sara voleva separarsi ed era tornata a vivere a casa della mamma, rimasta vedova da pochi mesi. La 41enne lavorava come assistente alla poltrona in uno studio dentistico di Padova, molto sportiva, appassionata di fitness e corsa, molto legata alla figlia. Nel tardo pomeriggio le ricerche dei carabinieri si sono concentrate lungo l'argine del Bacchiglione, in zona Camolina, 2 chilometri da dove Sara è stata uccisa. In quel tratto sono state rilevate tracce di pneumatico che finiscono diritte in acqua, un pezzo di carrozzeria simile a quella del furgone del 39enne e il suo cellulare. Nonostante il fiume fosse ingrossato dalla pioggia di queste ore, le ricerche sono subito iniziate e sono ancora senza esito e si insinua il dubbio del depistaggio. Sono venuto nel pomeriggio che erano le 3, sono andato da mia cognata perché dovevo parlarle e ho trovato la situazione come la vedete. Cosa faceva la famiglia? La famiglia sì, la conosco. È del posto? Sono del posto, sono nato qui e la famiglia la conosco. Lì abita la mamma? Lì abita la mamma. Senta, lei cosa ha visto dalla casa della cognata? Ma dalla casa della cognata si vedevano i carabinieri, ma non, che stavano facendo rilevazioni, però altro no. I rilievi erano fuori casa? Non vi so dire. I rilievi erano fuori casa? Sì, i rilievi erano fuori casa. E la ragazza è nata a Bovolenta. La ragazza è nata a famiglia di Bovolenta, però altro non saprei dirvi, una cosa che mi lascia alquanto allibito che succeda una cosa del genere.
Anche perché conosceva la famiglia e mai si sarebbe immaginato. Una persona più che a modo. Famiglia di lavoratori e altro non vi so dire. Che lavoro facevi? Non so se il marito era in pensione della mamma della ragazza, è mancato che sono 3 mesi, ma no. La ragazza, la vittima, aveva una figlia, giusto? Sì, dovrebbe avere una figlia, a quello che so. Mi è venuta notizia così, ma non so niente. Sono qua perché spero di vedere la Maria. Che è la mamma? Sì. Non conosceva la ragazza? Sì, è stata a scuola con mie figlie. Andata a scuola con sue figlie? Sto aspettando a vedere la Maria. Aspetta per la Maria. Che è tornata a casa e l'ha trovata lei? Non so niente. Sto solo aspettando di vederla. Lei sa cosa faceva la ragazza? Non so niente, non posso dirvi niente, scusatemi. Non so niente. Nulla di noto. Non so niente. Quindi c'è sereno così. Infatti sì. Era bastonata in testa questa. Mi spiace per la mamma. Quanti anni ha la mamma? È vecchia, sto preso un po' meno di me. Comunque non posso più dire più niente, scusatemi. Abbiamo in linea Lino da Mantova. Vai Lino. Buongiorno Mirella, mi scusi se disturbo ogni tanto. Prego. Buongiorno ai suoi ospiti. Voglio dire, ma che esempio prende la società quando De Luca ha detto straccione al Presidente del Consiglio e testa in giù, impiccato qui, Codolà, Salvini, e dopo, cambiando discorso, sulla pulizia, quelli di sinistra non dicono la verità. Conosco uno io che era presente poliziotto là quando è successo quel fatto di Pisa e gli ha dato uno di quelli lì un pugno in faccia a un poliziotto e un altro gli ha dato un pugno contro lo scudo che l'ha scaraventato a terra. Ma le sappiamo le reazioni e poi non era concordata questa manifestazione. Mi spiego, quelli di sinistra non lo dicono, dovrebbero vergognarsi, devo dire le cose come stanno. Ecco, dopo cambiando discorso ancora, mi scusi e dopo la lascio. Un tempo quando ero giovane a scuola, tutte le settimane veniva il sacerdote e con il Vangelo in mano ci spiegava questo, quell'altro, quest'altro e noi allargavamo le orecchie e gli occhi ad ascoltare. Adesso non ci sono più, bisogna cominciare dalla piantina giovane perché è allora che prende una certa piega. Mi spiego? Ecco, però quella degli omicidi contro le donne non c'è nessun profeta che ha detto mai di uccidere le donne, anche là in Iran quello che fanno. No, la donna deve essere al pari dell'uomo, se non vanno d'accordo si dividono. Grazie Mirella e grazie a voi tutti, grazie. Grazie a te Lino. Allora Presidente Beolchi, cosa sta succedendo? Questa prevenzione, questa certezza della pena che non arriva, queste pene anche molto lievi a volte, questi familiari che non si danno pace, questi bambini, questi ragazzi che veramente rimangono senza questa figura importantissima. Io ho avuto ospite una ragazza, una figlia di una donna uccisa dal padre, il femminicidio, che non riesce proprio più a perdonare questo femminicidio, proprio una cosa sconvolgente, dice ti segna per tutta la vita, un trauma continuo. Prego. Esattamente, essere orfano di femminicidio significa ereditare un dramma nel dramma, perché io per la mia esperienza ho visto che, a parte sono bambini che ho visto dai 18 mesi fino a 55 anni, quindi è una cosa trasversale e prende tutti, ma nessuno a qualunque età ed esperienza ovviamente riesce a cancellare questo trauma, perché ci tengo a sottolineare che gli orfani di femminicidio sono tutti quei bambini e adolescenti che vivono 3 traumi in uno, perché vivono il trauma dell'abbandono, ovviamente per la morte della mamma, ma anche il papà in carcere o suicida, vivono il trauma del terremoto, perché dal momento in cui avviene l'efferato crimine non possono più
prendere possesso né della loro casa, dei loro oggetti personali, nulla, decade tutto come se avvenisse un terremoto, e il trauma della guerra, perché vivono comunque non solo purtroppo il momento del crimine, ma vivono reiterate violenze, vivono liti, assistono molto spesso all'uccisione della mamma, quindi sangue, spari e paura anch'essi di essere uccisi. E sono traumi che anche quando ci si interviene per supportarli sotto ogni aspetto, soprattutto quello psicologico, che è una figura essenziale nella loro vita, compresa quelle delle famiglie affidatarie, ovviamente vivono poi percorsi di vita da quel momento in poi molto soli. Quindi a volte, se non spesso, si sentono anche beffati da questo destino, perché noi abbiamo ragazzi che comunque hanno dovuto combattere una loro realtà da soli, hanno dovuto cercare di ottenere qualche riconoscimento da soli, e questo comunque comporta insomma ulteriori traumi. Abbiamo fatti di cronaca, li vediamo, di ragazzi che hanno papà che escono dal carcere e devono combattere di nuovo per ottenere anche di seppellire la propria mamma, perché il potere decisionale ce l'ha ancora l'ex marito. Quindi io credo che bisogna veramente accendere un faro su questa piaga sociale, che il femminicidio purtroppo, e sottolineo purtroppo, non vuol dire soltanto una donna uccisa, ma esistono gli orfani di femminicidio. Però Presidente ha fatto molto bene a spiegare questo, perché è un dramma nel dramma, questi bambini che poi diventano ragazzini, che poi diventano uomini o donne con questo dolore interno, questo dolore che rovinerà loro la vita. Guardate che non dimenticheranno più, l'hanno detto loro, l'hanno detto qui davanti alle telecamere. Ma siamo culturalmente pronti, ma anche come strutture. Io non devo essere, Presidente, fortunata a vivere in quella città dove ho la possibilità di essere aiutata. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, essere protetta, essere ascoltata, essere accompagnata in un percorso molto difficile. Ma non le abbiamo, perché i servizi sociali così come sono non funzionano, e c'è mancanza di personale e persone non adatte o impreparate o non competenti. Non possiamo continuare così. Questi telefoni che finiscono al venerdì, i servizi sociali a rispondere venerdì all'1 e poi c'è il vuoto, che se non ci fosse il mondo del volontariato con le associazioni proposte chissà cosa succederebbe. Ma si può continuare così, Presidente? Poi sentiamo anche il professor il dottor Alemanno, prego. Assolutamente, chiaramente tanto si è fatto, tanto si fa, quindi è chiaro che è diventato un bollettino di guerra e purtroppo si fa fatica a star dietro. È vero che è fondamentale, risottolineo, intervenire già dai primi banchi delle scuole per un cambiamento culturale, insegnare comunque. Intanto noi veniamo da una realtà culturale, secolare del per sempre, e è chiaro che tutti ci auspichiamo di unirci, sposarci, convivere e che duri per il resto della vita, ma bisogna insegnare che possono esistere dei distacchi, che la vita ha dei percorsi più o meno tortuosi, belli, e che presenta dei conti dove l'essere umano deve essere pronto a gestirli con dignità, con democrazia, con rispetto. Questo intanto è un altro elemento essenziale di questa cultura che un po' scarna, perché come vediamo molti uomini non accettano questi rifiuti e di conseguenza decidono volontariamente e scientemente, sottolineo volontariamente e scientemente, di uccidere. Perché non dobbiamo più parlare di quei bravi ragazzi, di quelle brave persone, perché le brave persone sono altre, fanno altri fatti nella vita. Chiaramente poi c'è un'ulteriore sensibilizzazione che dobbiamo proiettare e unirci tutti quanti e fare rete per quello che è poi dall'accoglienza di una denuncia a da lì scaturire tutto un percorso per far sì che una donna sia tutelata. Faccio anche un appello anche a tutte le donne, come lo dico sempre in convegni, manifestazioni nelle scuole, che nel 2024 una donna deve sapere di dover e saper camminare
anche e soprattutto da sola, indipendentemente di chi può avere al proprio fianco. Una donna deve essere, io lo dico sempre nelle scuole, soprattutto alle ragazze, studiate fino a far uscire le lacrime, perché l'indipendenza comunque cultura è sinonimo di libertà, e questo è un altro punto essenziale sul quale batterci, perché comunque ciascun individuo deve prepararsi a una società. È ovvio che poi ci deve essere una struttura che li debba proteggere, debba far sentire un individuo nel momento in cui chiede aiuto quella di persona, Presidente, che abbiamo intervistato, che si nascondeva, guardi che c'è il profondo sud ma c'è anche il profondo nord, quindi non vedo, non sento, non parlo, attenzione a questo, molta attenzione. Esatto, ed è proprio quello che dicevo prima, è comodo dire brava famiglia, no, non abbiamo voluto vedere, intervenire, perché ciascuno ha dei propri timori, ci sono probabilmente delle sudditanze, soprattutto quando questi crimini si svolgono probabilmente in piccoli centri dove si conoscono tutti, e invece io guardi, le dico solo questo, le rubo un secondo, questa mia riflessione, io sono una redattrice di Interni per l'Estero, per cui ho scelto proprio di voler aiutare questi bambini che rimangono soli. Io ho conosciuto 10 anni fa un'orfana di femminicidio e mi ha dato degli spunti di riflessione, perché lei mi disse: io soffro molto la morte di mia madre uccisa da mio padre, ma soffro anche per mio padre, paradossalmente, perché mio padre, se fosse stato ascoltato, se fosse stato aiutato dal suo contesto familiare, dagli amici di lavoro, amici personali e colleghi di lavoro, probabilmente la mia famiglia sarebbe ancora viva. Sì, ma se non riusciamo a fare prevenzione, perché non ci sono i mezzi, Presidente, perché tutto là dopo la questione, non ci sono i soldi, non ci sono le persone, ma soprattutto se non si investe in questo non andiamo da nessuna parte. È inutile che facciamo le panchine se non abbiamo il dopo panchina. Cosa fa questa donna? Guarda la panchina, si ricorda, e dopo, ecco, andiamo a vedere adesso, devo correre questo video che ha portato Alemanno, voi siete morti, e poi ce lo commenterà. Andiamo a vedere e a sentire.
Sto pensando, Alemanno, come commenteranno i diversamente giovani, che li rendo sempre partecipi anche delle novità, guardando questo video che poi lei ci commenterà perché avete deciso di fare questo. Ma prima abbiamo Luciano da Desenzano. Ciao Luciano. Ciao Mirella, scusami, ti telefono più che altro per salutarvi, ma siamo tutti esterrefatti da questi episodi. Dopo la povera morte della Giulia, lì con tutti aiutami Mirella, tutte le manifestazioni che hanno fatto, è cambiato purtroppo niente, ma secondo il mio modesto parere, sai, io parlo delle mie nonne 100 anni fa, le mie mamma, no? Erano succube, erano sotto il marito, purtroppo, sotto tutte le mie zie, me le ricordo bene, insomma, giustamente adesso le donne sono più libere, ma non è neanche questo il fatto, non è neanche questo. Per esempio 10 anni fa, qua in Val Camonica, per vendicarsi dalla moglie, quando aveva in casa sua i suoi 2 bimbi di 8 e 10 anni, li ha soffocati, tra parentesi, non ha ucciso la moglie. Qua secondo me si tratta di cattiveria, di animo bestiale, peggio di una bestia, perché neanche le bestie uccidono i propri figli, no? Un carabiniere spara alla moglie, che non è morta purtroppo, uccide le 2 figlie e poi si suicida. Qua c'è qualcosa di che non è morta per fortuna, no, purtroppo. Grazie Luciano, devo correre, se no non riesco a rispondere agli ospiti, ma sei stato molto chiaro. Allora prego Alemanno. Allora, quel video che avete mandato in onda era legato a un progetto di una rassegna letteraria, però è importante secondo me più che altro il concetto che sta dietro a questo video, che è quello un po' dell'escalation, no? Se si vedono queste armi che compaiono. Noi stiamo vivendo in un'epoca di escalation, un'epoca nella quale le persone giustamente si sentono sole, come diceva l'altra signora che è stata l'altra presidente di associazione, no? Che è stata invitata. Effettivamente è una piaga sociale, il femminicidio, la violenza che sta pervadendo un po' la nostra società, e se non interveniamo culturalmente per cambiare proprio la visione delle cose, difficilmente le cose cambieranno. Cambiare la cultura vuol dire utilizzare forme di linguaggi diversi, entrare dentro nelle scuole con esperienze di vita, insegnare il rispetto, cose che appunto si fanno anche lavorando insieme, no? Lavorando in rete. Noi, ad esempio, in questo progetto che appunto citavo prima, abbiamo radunato molte più associazioni, quindi cercando di far proprio rete e avere un progetto che è pervasivo, entra nelle scuole, entra nei musei, entra nelle biblioteche, e non ci si limita a parlare della donna e della violenza di genere l'8 di marzo e dopo dimenticarsi di tutto. Giustamente la panchina rossa rimane lì per tutti i giorni dell'anno, ricordarsene solo un giorno all'anno è un po' così. Quindi diciamo che è un lavoro che sarà un lavoro lungo, perché indubbiamente la cultura ci impiega molto più tempo per cambiare le cose, ma sono convinto che un cambiamento di paradigma culturale può essere solo, diciamo, può essere alla base della soluzione di molte di queste problematiche, insomma, e quindi evitare che poi le problematiche si spiralizzino, diventino delle spirali che si arrotolano su se stesse. E noi abbiamo fatto, vi faccio vedere un po' questo simboletto che vedete, è una spirale del progetto, e la nostra spirale vorrebbe essere aperta verso l'esterno, quindi partire dalla
singola persona che ha la problematica, che non deve essere lasciata sola, sia che sia vittima, sia che sia persecutore, insomma, perché ripeto, come è stato detto, ci sono molte più vittime di quelle che sembrerebbe in un femminicidio. C'è la vittima che muore, ci sono i figli che restano, c'è il maltrattante, la persona che uccide, ok, che anche lui è vittima di se stesso, ok. Questa spirale dobbiamo personalmente invertirla e fare in modo che cambi il modo di vedere il ruolo della donna, ma il ruolo anche del rispetto che ci deve essere reciproco tra le persone. Purtroppo siamo in un'epoca di guerre, di violenza, sì. Più allora, un mondo è vero però Alemanno, di devo correre perché purtroppo siamo già in chiusura, come avete visto vola, però Presidente, quello che mi stupisce sono i coltelli. Tutti usano, quasi tutti, il coltello, ma non con un fendente, sempre 15, 20, ma soprattutto questi ragazzini che vanno a scuola con i coltelli. Questi ragazzini, e stiamo parlando di far capire l'importanza della scuola, della serietà della scuola, ma se non c'è la famiglia, cosa può fare questa scuola? Questi docenti che sono con le spalle al muro, perché i familiari difendono, certi familiari difendono l'indifendibile. Allora io proporrei anche tanto di iniziare a vietare che questi ragazzini girino con i coltelli a scuola. Come fai a controllarli tutti i giorni sempre? Qui dovrebbe intervenire la famiglia, no? I genitori. Tu saprai cosa sta succedendo, ma come fai a non vedere che tuo figlio ha dei problemi, che addirittura frequenta queste app dove c'è una prostituzione minorile? Ci sarà qualcosa che ti accorgerai? Stiamo parlando di un 15enne che ha ucciso un altro uomo e sembra che ci sia la prostituzione minorile di mezzo. Ecco, capisce che la scuola può fare, ma se non c'è la famiglia, il supporto delle istituzioni e le associazioni che poco vengono ascoltate a mio avviso, perché sono le solite note, ma tutto il resto è messo in un angolo, se politicamente non fai parte dei cerchi magici, neanche ti vedono. Qui non si può parlare di cultura se continuiamo a lasciare che la scuola da sola si protegga contro questi ragazzini che, ripeto, sono Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Prego. Guardi, qui ampliamo ancora di più poi il concetto di violenza, che è violenza a 360 gradi, perché allarghiamo il concetto della famiglia. È ovvio che noi non possiamo delegare un insegnante, un'istituzione come la scuola, anche se la considero e la consideriamo la Casa dei Valori, come educatori di bambini, anche se i bambini e i ragazzi trascorrono gran parte delle ore della giornata lì. La famiglia, intendo padre e madre, poi che vivano e convivano sotto lo stesso tetto da separati, sono genitori di questi figli, di questi bambini, e come tali devono comportarsi da genitori senza cambiare le funzioni di essere amico, fratello, parente del figlio, ma genitore, insegnando le linee guida fondamentali che sono quelle dell'educazione e del rispetto. È chiaro che un insegnante si ritrova una conseguenza a scuola di questo, qualora il bambino, il ragazzino porta un coltello, un'arma, o risponde o offende, o abbiamo visto anche studenti che aggrediscono fisicamente insegnanti. Quindi diciamo che il concetto di famiglia in questo caso è estremamente carente e va ampliato, strutturato e gestito veramente con un investimento essenziale e fondamentale su chi decide di diventare genitori, su seguire le famiglie e le scuole stesse. Per quanto riguarda i femminicidi, le violenze, la prevenzione, ecco, mi voglio un attimo riagganciare all'ultimo intervento del dottor Alemanno brevemente, perché capisco la sua idea di dire alla base di tutto ci sono anche donne che fanno violenza e che probabilmente alcuni uomini possono essere estremizzati e portati a. Io ritengo che nessun individuo che è stato comunque portato anche a momenti di totale esasperazione, e li voglio virgolettare, questi momenti di esasperazione, possa uccidere.
Perché questo poi è il problema che noi dobbiamo affrontare. Un uomo che diventa un criminale, io non posso sentire un uomo che fa reiterate violenze difficili, pesanti fino all'uccisione, chiamarlo uomo maltrattante, cioè va chiamato criminale e deve scontare la pena. Addirittura io sono ancora più estremista in questo, perché per crimini legati a queste tipologie, cioè quando un uomo, una donna arrivano su un punto di uccidere il prossimo, per me non ci dovrebbe essere neanche un discorso di gradi di processo, perché noi iniziamo con un processo di 30 anni e arriviamo in Cassazione che chiudono a 8 anni. Allora voglio dire, cominciamo a dare da qui, dai termini utilizzati in modo chiaro e diretto, perché un uomo che uccide è un criminale. Grazie dottoressa, devo chiudere purtroppo perché il tempo è volato, già forato. Ringrazio Alessandro Alemanno, cofondatore Associazione Cantiere Misto, di essere stato con noi. Grazie anche alla Presidente Roberta Beolchi, Presidente Edela, Associazione a Sostegno degli Orfani di Femminicidio. Grazie, grazie e buon lavoro veramente da tutti noi. Grazie. Pubblicità. Ed eccolo qua il nostro veramente, noi gli vogliamo molto bene a Gianni Africán, questo maestro meraviglioso, questo compositore, direttore d'orchestra. Avete sentito che musica bellissima. Io ho aperto il buongiorno questa mattina con questa musica, con questo video, che ringrazio anche la regia
per aver capito l'importanza anche di far vedere cos'è un concerto, cos'è veramente la musica. La musica è un'arte. Grazie proprio a Gianni Africà, ma ringrazio anche il professor Giovanni Mazzoleni, già primario all'ULSS 2 Canfoncello di Treviso, maxillofacciale, ma che continua a lavorare, continua a fare volontariato ed è una cosa veramente importante. Grazie professor Mazzoleni, e ringrazio anche da Padova Paolo Schiona, presidente Associazione Consumatori, che parleremo anche l'arte di fregarci i soldi, che è un'arte meravigliosa, che quella la imparano sempre bene. Allora inizierei proprio dal maestro, dal compositore Gianni Africà. L'arte, ecco, la musica, l'arte, ma perché? È nata in Italia, la più bella musica è stata creata in Italia, abbiamo i più bei teatri in Italia, eppure fate fatica ad essere supportati se non fai parte di cerchi magici politici, se non sei nel filone giusto. All'estero riconoscono le qualità e qua devi morire, toccaferro naturalmente, per avere successo e visibilità. Cosa vuoi dire, maestro Africà? Che fino a un po' di anni fa si investiva un po' di più sull'arte, sui concerti, le persone andavano di più. Adesso internet propone già tutto, propone musica, propone qualsiasi cosa, quindi le istituzioni ovviamente non hanno tanti soldi da spendere per cose che ritenute superflue, ma insomma che superflue non sono. Certo è meglio investire in un padiglione di sanità o piuttosto che fare un concerto, ecco, voglio dire. Però si può fare questo e quello volendo, anche perché la buona volontà da parte dei musicisti c'è di fare le cose. Purtroppo il mondo va avanti così, si spende tanto per Sanremo, che però incassa anche tanto dalla pubblicità, quindi vengono pagati cifre assurde i presentatori, i conduttori, mentre l'orchestra viene pagata una miseria. L'orchestra di Sanremo viene pagata veramente pochissimo, tant'è vero che protestarono un anno, anche fecero una protesta perché erano veramente pagati, lavorano 10-12 ore al giorno per un mese perché devono fare tutte le prove, tutte le cose, e guadagnano veramente poco. Per l'arte si spende poco, si è sempre speso poco, ma oggi come oggi ancora meno. Allora, professor Mazzoleni, lei veramente ha dato molta importanza invece al suo percorso, alla sua storia, anche di inserire oltre il mondo del volontariato la musica, ecco, l'arte. E la musica che, e qua dobbiamo dire la verità, che il direttore generale Francesco Benazzi, che salutiamo e anzi ecco, lo applaudiamo per questa riconferma che ha avuto di altri 2 anni, l'ha fatta entrare nell'ospedale. Ecco, ci sono dei reparti dove veramente si sente questa musica bellissima, ma soprattutto organizza anche dei concerti. Ecco, l'importanza anche per un malato, ecco, la musica è proprio benessere, professore. Secondo me è essenziale nel malato. Soprattutto la musica ti dà speranza, ti fa in quel momento vivere in maniera al di fuori della malattia, ti dà speranza, e quindi non è illusione, è speranza. Riesci a staccare la spina? Sì. E a proposito, sono anche i nostri per carattere, i nostri compositori, bravi musicisti, che sono molto modesti e non si fanno vedere. È un pregio, per carità, però... Ma secondo lei, professore, perché io devo essere fortunata a vivere, non so, in una città, diciamo, come Treviso, dove ha 2 aeroporti, ha un ippodromo, ha delle ville meravigliose, ha degli spazi verdi incredibili,
ecco, a investire anche con l'ammalato su questo, cioè coinvolgerli, ecco, la solitudine della persona che sta male. Ecco, sì, l'ospedale fa tanto, voi siete meravigliosi nelle sale operatorie, vengono dal sud per essere operati qui da noi, ma è il dopo che fa paura. Quando esci non hai la struttura, non hai l'accompagnamento che dovresti avere. Ecco, anche queste associazioni di volontariato che ci riempiamo la bocca, quindi abbiamo 7.000, ma se non riesci ad arrivare alla persona ed aiutarle come non avessimo niente in mano. Ecco, coinvolgerli anche nel dopo, perché sono operazioni importanti a volte e tu riesci a cavarti, ma c'è il vuoto dopo. Ecco, come la vede la situazione, professore? Ma io credo che è affidato tutto alle famiglie. Se le famiglie sono distanti, purtroppo questi pazienti sono da soli e la compagnia, qualcosa si fa negli ospedali per i bambini, ci sono chi va a farli divertire, e per gli adulti chi va a parlare insieme. È affidato tanto al personale sanitario, che deve essere in grado di parlare con loro, rassicurarli. E anche pagato adeguatamente, direi. Tanto che si parla di schemi. Meglio che diciamo robe come che sta. Allora, sentiamo anche Paolo Schiona, presidente ATECO, Associazione Consumatori, questi consumatori che quando entrano a fare shopping o comprare c'è la musica dappertutto. Ecco, lì la musica c'è. Ecco, e perciò il consumatore riesce a staccare la spina e magari compra di più perché è un ambiente rilassante, o sbaglio, ecco. Però questo consumatore è proprio con le spalle al muro ultimamente. Prego, presidente. Microfono, grazie. Mi sentite? Sì, adesso sì. Ok. Niente, buongiorno a tutti e buongiorno Mirella. Allora sì, il consumatore con le spalle al muro, il consumatore deve essere informato, deve informarsi, deve essere informato. Nella realtà dei fatti le informazioni che possiamo trovare a mercato o comunque possiamo trovare disponibili a volte sono proprio anche inquinate da pareri contrastanti o non si riesce a trovare correttamente quello che serve. Mi spiego meglio. Se acquistare in un negozio, come si diceva adesso, dove c'è la musica che ti aiuta ad acquistare, ti rilassa, l'acquisto in negozio è diverso dall'acquisto fatto a casa. Cambia proprio, restando in tema di musica, la musica da una parte e dall'altra, quindi cambiano anche i diritti da una parte e dall'altra e come farli anche valere. Il problema che noi spingiamo, ok, e proprio mi collego anche alla frase appena detta, far arrivare le persone all'associazione, è quello che le associazioni come la nostra, le associazioni tutele dei consumatori, sarebbe utile interrogarle, coinvolgerle, viverle prima di fare l'acquisto e mai sempre dopo, quando il problema si è palesato. Noi stiamo costruendo proprio dei progetti di educazione all'acquisto, li stiamo strutturando, li stiamo preparando proprio per dare un aiuto concreto prima al consumatore piuttosto che dopo. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. E buongiorno ai tuoi ospiti. Quanto riguarda la musica, è la musica che è sempre stata una bella roba, aiuta i popoli. Adesso con la scusa che la televisione una volta non vedeva niente, vedeva solo che la musica, i teatri, tutti andava, ed era una benedizione per il popolo. Adesso la musica è troppo lontana, vede solo chi è appassionati di bella musica, parlo di musica classica, perché i teatri dove chi fa musica viene salire finché ti vuoi. Bisogna che lo Stato gli dare i soldi per poter continuare, perché i musicisti muoiono da fame perché non sa niente. E come che ha detto il signore, a Sanremo butta via milioni di euro per una porcaria del genere. Quella non è musica, quella è una porcaria. E invece di aiutare proprio i musicisti, allora di dargli i soldi che possa continuare. Va bene, ma è tutto un business adesso, anche sui mercati. Io guardo da 60 anni in mercato. Ho ancora i miei nipoti che il mercato ha rialto. Mi intendo abbastanza bene del mercato, di roba, va bene. I supermercati è un furto, perché il supermercato ti compri confezione di merce, di roba, di riso, di pasta,
non ti riesci a vedere che provenienza che ha, da dove che viene, e dice, ma c'è scritto, ma cosa? Ma bisogna che vada a finanza o qui dell'ULS a fare un giro per i supermercati, gli vende scatolame che ha 20 anni, ma non sé, è un bidon, ma le botteghette continuavi a comprare, mi stava a dire, ti conosceva, mi dava quello che ti volevi, come le ricette, guardate che non aveva tanti schemi, quando vedeva che venire a 1000 franchi, aveva dato in borsa cosa che aveva, e invece dammene doretti, che ne davo 4 questi schemi, ma perché c'è un'altra roba? Ti eri più riusciti, conoscevi i tuoi clienti. Grazie Rinaldo, perché ho 3 ospiti, come vedi devo correre. Comunque sei stato chiaro come sempre, naturalmente sei arrivato, di solito sei il numero 1, oggi sei l'ultimo quasi. Allora maestro, quello che però rammarica è che sembra che questi ragazzini giovani la musica non interessa, invece io che forse ho la fortuna anche di parlare con loro, che dialogare, basta vedere i concerti, perché ognuno ha i propri tempi, la propria moda, perché è sempre stato così. Ma loro amano la musica, non è vero che non la amano. Il problema è di aiutarli culturalmente a crescere con la musica, a capire cos'è la musica. Prego, maestro. Ma certo, io capisco, la musica di oggi è diversa da quella di ieri. Ai miei tempi, quando ascoltavo i Beatles o Little Richard, mio papà faceva la musica di Vivaldi. E poi, naturalmente, non è che io la amo molto, questa musica, e anche lì non tutta è brutta. Ci sono anche dei bei brani, delle belle cose, dei bei testi anche quando si capiscono. Devo dire che purtroppo la fascinazione, il fascino che viene esercitato sui giovani è determinato un po' dall'abbigliamento, certo che io non posso andare a fare un concerto vestito con una tutina di chiffon rosa e con le creste verdi sulla testa, non è. E quindi diciamo che l'apparire non sempre corrisponde alla qualità della musica, però i giovani oggi ascoltano anche della buona musica moderna, ma devo dire tutto sommato buona. Ho un nipote di 22 anni che ascolta musica e anche se ne occupa, e quindi seguendo lui, sentendo un po' le sue, mi fa sentire delle cose che devo dire che sono assolutamente accettabili. Quindi quando fanno gli incontri, questi rave, chiamiamoli, la musica non la sentono neanche, perché è un'altra cosa. No, vanno lì solo per fare casino e basta. Io mi ricordo che ho avuto ospite il grande chitarrista Tollo Marton, che raccontava che quando suonava agli inizi suo papà gli diceva, perché suo padre veniva da un'altra formazione anche musicale, ma cosa si tu devo fare con che a chitarra, per l'amor di Dio, per dirgli, ecco, il mondo va sempre avanti, è sempre stata così, il giovane e il meno giovane. Ma professor Mazzoleni, quello che io volevo capire, anche lei l'ho invitata anche assieme a Paolo Schiona per capire le difficoltà che fanno anche queste famiglie a curarsi, specialmente con le cure odontoiatriche. Lei si era messo a disposizione, speriamo che vada a buon fine, che passi qualcuno, perché basta sedersi sull'altra sponda, aspettare che il nemico passi e poi forse riusciamo a ripartire, perché ci saranno anche nuove elezioni. Soprattutto, e poi sentiremo anche a Schiona, ecco, anche questa è un'arte vostra di curare bene le persone, ma ci vogliono anche soldi, tanti soldi, sempre meno soldi nelle tasche. Io il Banco Solidale ieri l'ho tenuto aperto come tutti i mercoledì ed è un bagno di lacrime incredibile, non hanno neppure i soldi da prendere il bus per venire a fare la spesa, cioè, rendetevi conto cosa c'è in giro. Ecco, come mai i costi sono così triplicati, quadruplicati? Ho avuto un primario, un chirurgo che ha detto, io non so, una volta quello che usavo in sala operatoria costava 100, adesso costa 3.000, non so spiegarmi, anche molta speculazione. Cosa dice professor Mazzoleni? Ci sono tanti aspetti.
prima di tutto gli ospedali hanno gli ambulatori odontoiatrici in questo caso, dove si va col ticket, però sono tempi limitati. Poi i vari dipendenti medici vanno nel privato, al di fuori dell'orario di servizio, fanno il loro servizio, poi fanno qualcosa fuori e lì sono pagati, e forse anche profumatamente, però la cosa, hanno anche la competizione con gli stranieri, con gente va fuori dall'Italia per farsi curare i denti, eccetera, e i prezzi sono molto inferiori. Ma perché? Perché là non paga tasse molto meno. Noi qua in Italia siamo molto tassati e quindi, insomma, per carità, io non voglio giudicare i prezzi, perché ci sono ambulatori privati che hanno prezzi contenuti e altri no, però insomma io credo che si dovrebbe. Io e te avevamo parlato di fare un ambulatorio per le persone meno abbienti, e io avrei trovato anche dei medici che avrebbero dedicato un po' di ore del loro tempo per venirci, darci una mano. Sarebbe una grande cosa questa. Bisogna insistere, perché come ho detto qualcuno passa, noi rimaniamo, vero professor Mazzoleni, perciò è solo questione di tempo. Allora Schiona, come commenta le parole del professor Mazzoleni? Perché veramente per il consumatore è una spesa importante, sono spese veramente che pesano molto sul bilancio familiare. Prego. Le appoggio appieno, anche perché la parte del volontariato c'è una declinazione che parla di volontà, quindi il volontario dona la propria volontà nell'arrivare a dare un aiuto concreto. E il problema è che a volte ci scontriamo con delle istituzioni che questa volontà di aiutare concretamente le associazioni, soprattutto se piccole come associazioni, perché se ci sono associazioni magari riconosciute a livello nazionale, fondi, bandi e quant'altro arrivano senza problemi, soldi c'è sempre. Le realtà che invece cercano di dare un contributo, stare vicini ai consumatori che si rivolgono a loro, nel nostro caso, o alle persone meno abbienti che si rivolgono in altri casi, si scontrano con la cruda realtà anche del fattore economico, quindi anche lo stesso volontario che ha volontà di dare e prestare la propria opera si scontra poi con delle risorse molto limitate e non riesce a dare al 100% il contributo che si vorrebbe veramente dare. Anche noi come associazione stiamo cercando di trovare degli accordi per avere anche delle tutele legali in aiuto ai consumatori che si rivolgono a noi, chiudere degli accordi con delle assicurazioni ad esempio, ma accordi chiari, trasparenti per la tutela legale. Stavamo cercando anche di affiancarci a un discorso di mutualistica, proprio perché sono i due campi dove le persone oggi soffrono, da una parte la tutela dei diritti, dall'altra parte la tutela della salute. Ho capito, però la dice anche lei, se la politica iniziasse a essere più umana e fare meno business, ecco, capisce bene che forse tutti faremo un passetto in avanti, bisogna fare squadra tutti assieme, qui bisogna finirla di guardare il colore politico, qui bisogna vedere cosa c'è nel territorio, i bisogni che ha il territorio, i bisogni da nord a sud, a est a ovest, grosso modo sono tutti uguali. C'è questo consumatore che non è più. Stipendi bassissimi, pensioni bassissime, i più fortunati non si rendono conto di quella che è la realtà, perché a loro non interessa questa, se gli interessasse forse le cose non sarebbero così, però capisce Schiona che siamo proprio con le spalle a muro, arrivano delle bollette, ho sentito ieri una persona diversamente giovane che ha chiamato e ha detto io non ce la faccio a pagarla Mirella, assolutamente non ce la faccio, non so neanche come fa arrivare una bolletta del genere, purtroppo ecco siamo anche culturalmente non preparati, ecco forse lei ha detto molto bene, ci rivolgiamo molto poco alle associazioni dei consumatori, invece sono fondamentali, andiamo prima dall'avvocato e io dico sempre di fare la denuncia, qui funziona così, no? Non c'è niente da fare, ma non siamo neanche stati preparati e anche voi fate molta fatica a farvi ascoltare, non è così semplice neanche per voi. Allora andiamo a vedere anche il prossimo video che ha portato il maestro Efficacia, il professor Mazzoleni, Summer Dream, andiamo a vedere.
Allora, intanto complimenti maestro Efrican per questa bellissima musica. Ecco, la musica e lo spazio, ecco, questo spazio immenso, il colore, il calore. Ecco, io veramente devo dirle grazie perché veramente riesce a staccare la spina. Io penso anche a casa, se qualcuno era depresso, solo sentendo e vedendo questo video penso sia diverso. Cosa ne dice, maestro? Lo spazio è curativo, terapeutico. Siccome io penso che l'estate sia la vita, perché infatti io d'inverno, dicevo prima al professore, come arriva ottobre-novembre mi comincia il raffreddore, la sinusite, un po' per l'inquinamento terribile. Per questo abbiamo visto queste immagini, il sole, il calore. Summer Dream, il sogno dell'estate, perché quando arriva aprile-maggio comincio a star meglio. A respirare. A respirare meglio, e nonostante l'inquinamento terribile che c'è, come dicevamo prima. Però insomma d'estate sto meglio, per me l'estate è la vita, i fiori, le viti, è la vita. E anche magari più stimolo a creare, a comporre. Ma certamente d'inverno io ho una depressione sul meteoropatico, quando al mattino vedo la pioggia, è grigio, e alle 3 di pomeriggio, 3:30 comincia a venire scuro. Andrei a letto, andrei in letargo, mi sveglierei da ottobre a marzo, andrei in letargo. Il maestro Efrican ha deciso di andare in letargo e di risvegliarsi con la bella stagione, con il sole e con il caldo. Professor Mazzoleni, però quello che colpisce, Gianni Efrican parlava di inquinamento, ma anche un inquinamento veramente anche ambientale che viviamo tutti i giorni, che è la depressione. Ecco, l'inquinamento porta anche alla depressione, una depressione specialmente se non hai i soldi per curarti, e un po' alla volta ti lasci andare, anche se sei giovane, anche se dovresti avere la forza di reagire, ma quando uno si alza al mattino e non ha un centesimo in testa e ha patologie da curare, dove vai a sbattere la testa che trovi tutto chiuso, tutte le porte chiuse in faccia, poi spendono soldi, come abbiamo sentito, per delle cose inaudite che non servono assolutamente. Professor Mazzoleni. Io dico che il grosso problema della mancanza di denaro è che le persone rinunciano a curarsi, e quindi ci si trova dopo un periodo ad avere dei costi incredibili se si riesce a mettere a posto le cose. Quindi l'aiuto dovrebbe essere dato agli anziani e anche ai bambini, sa, perché ci sono bambini che i parenti te li portano là con le lacrime negli occhi perché non hanno soldi per raddrizzargli i dentini o che sono malformati. Quindi bisogna aumentare quello che viene fatto nelle strutture pubbliche, soprattutto per queste persone disagiate. Senta, professor Mazzoleni, cosa ne pensa delle liste d'attesa così lunghe? Lei ha operato all'interno degli ospedali, sa di cosa parliamo? Cosa è successo? Ai miei tempi non era così, assolutamente. Adesso c'è una mancanza, mi dà l'idea, di collaborazione fra le varie strutture, tra i medici di base, gli ospedali, eccetera. Quindi, a parte che adesso anche tutti vogliono essere indagati e tac per tutte le cose, per minimo, tac, risonanze, e quindi può darsi che non ci stiano dietro. E l'università a numero chiuso cosa ne pensa lei, professore? Sono sempre stato contrario, perché alla fine non abbiamo medici, andiamo a prenderci medici a Cuba, bravissimi per carità, ma perché? Là, lo Stato l'università doveva stimolare le iscrizioni, non ridurle. Assolutamente. Sentiamo cosa ne pensa Paolo Schiona, ormai siamo quasi in chiusura. Prego, Presidente, ha sentito cosa ha detto un esperto, uno che ha toccato con mano e sa com'è la situazione, non si curano più, questo veramente è allarmante. Prego, Schiona. No, sono pienamente d'accordo, perché purtroppo è una cruda e triste realtà. E mi collego proprio anche al fatto che poi magari andando alla ricerca, perché comunque è corretto curarsi e bisogna curarsi, magari arriva qualche guru, chiamiamolo così, qualche millantatore che promette cure a pochi soldi a chi magari non è abbiente, creando ulteriori danni, quindi da lì possono nascere anche delle truffe
molto importanti, soprattutto perché quando sei nella necessità e nel bisogno di curarti non guardi in faccia a niente. Sì, ma soprattutto poi c'è anche che il problema è che queste persone che non hanno niente o avevano solo quei pochi soldini da curarsi, ecco, sanno benissimo che non avranno più voce in capitolo, perché voce in capitolo vuol dire avere un avvocato, spendere soldi, quei processi che abbiamo, vai avanti una vita e bisogna vedere anche se riesci a vincere, c'è un sistema che veramente, noi viviamo in un sistema malato, Schiona, questa è la verità, e non è che ci sia tanta via di uscita. Prego. È un sistema che purtroppo è una spirale sbagliata, è una spirale che parte sbagliata, finisce peggio e bisognerebbe riuscire a fermare questo volano per farlo ripartire nella maniera diversa e più corretta, ma anche unendo le forze, cioè tanti piccoli messi assieme come un puzzle possono creare un qualcosa di grande. Sarebbe bello e interessante magari unire le forze tra, ad esempio, noi che tuteliamo i consumatori e l'associazione del professore che vuole aiutare i malati, cercare di unire le forze di trovare... Vi scambiate i numeri di telefono o le mail, così vi parlate, perché è importante fare squadra. Cosa pensa professor Mazzoleni? Certamente sono d'accordo. Riuscire a fare delle associazioni di esperti, di medici che possono dedicare un po' di ore a tutta sta gente, perché fondamentalmente ci sono code incredibili. Te vai in pronto soccorso dopo le 10 e ci sono magari 30-40 persone che aspettano il turno, e quello è perché bisogna potenziare il personale, bisogna potenziare i medici. Il medico di famiglia che dovrebbe fare un pronto soccorso, diciamo, quello più semplice, sì. I codici bianchi. Ecco, Paolo Schiona, come vede questa primavera come si sta aprendo? Ecco, queste elezioni, si ferma tutto, i costi aumentano, mangia sano, si voglia con quello che costa il sano. Prego, Schiona. Allora, noi oggi siamo fortemente impegnati in una gestione, oltretutto di un'azienda di Venezia, molto presente sui giornali, e stiamo ricevendo circa un centinaio di telefonate a settimana, di appuntamenti a settimana. Quindi come si sta aprendo questa primavera? Per noi si sta aprendo con tante persone che hanno tanti problemi. Speriamo che verso l'estate sia un po' più di calma per questi consumatori. Ma vede Rosio, cioè il governo secondo lei sta prendendo delle misure giuste, perché vedo i sindacati in guerra aperta? Guardi, proprio a livello politico non voglio espormi con pareri personali in quanto noi siamo apolitici e apartitici. Io spero solo che il governo che è in carica in questo momento, come tutti gli altri e quelli che verranno, prendano in considerazione insomma un po' di più quello che è la difesa del consumatore. Noi stiamo oggi lavorando molto come associazione sui bonus fiscali, su tutti questi regali con messaggi che sono partiti anche male dai governi precedenti, poi ci sono stati una serie di blocchi e quant'altro che hanno agevolato solo ed esclusivamente, a mio avviso, chi voleva speculare in queste molto attività. Chiaro, grazie veramente, devo chiudere purtroppo perché è finito il tempo. Ringrazio il professor Giovanni Mazzoleni, già primario LUS 2 Canfoncello di Treviso, di essere stato con noi. Grazie anche al maestro e compositore Gianni African. Veramente abbiamo avuto un piacere enorme di averlo ospite, e grazie anche a Paolo Schiona, Presidente Associazione Consumatori Atecon. Grazie, grazie, grazie. E adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Farfalle a sorpresa. Se ci sono in Italia prodotti alimentari che si identificano in maniera simbiotica con il territorio di origine, uno di questi è sicuramente la mortadella di Bologna. E tale simbiosi è talmente radicata che questo prodotto spesso viene chiamato semplicemente Bologna, ossia col nome della città in cui venne preparata per la prima volta in tempi remoti. Ingredienti per 4 persone:
320 grammi di farfalle, 150 grammi di mortadella in una sola fetta, 150 grammi di piselli, anche surgelati, 2 zucchine, 2 carote, mezza cipolla, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 1 decilitro di panna fresca, sale e pepe. Tagliate le carote e le zucchine a rondelle. Tagliate la mortadella a tocchetti. Tritate finemente la cipolla e fatela soffriggere in un tegame con l'olio a fuoco basso. Quando la cipolla sarà colorita, unite le carote, le zucchine, i piselli e la mortadella. Fate cuocere a fuoco lento per 20 minuti circa, mescolando in continuazione. Aggiungete un cucchiaio di acqua se necessario. Salate e pepate. Nel frattempo fate cuocere le farfalle in abbondante acqua salata portata a ebollizione. Scolatele al dente, versate nel tegame con il sugo, versate la panna, mescolate velocemente e servite. Buon appetito!